fa il suo ingresso il corteo accademico. Il prorettore vicario e delegato alla cultura dell'Università di Udine, Angelo Vianello, che terrà la prolusione. Gli altri delegati di area dell'Ateneo, Pierluca Montessoro, Marco Petti, Roberto Pinton, Antonella Riem. I docenti rappresentanti i 14 dipartimenti dell'Università di Udine. I delegati dei rettori degli Atenei ospiti, Università degli Studi di Padova, Giuseppe Stellin, Università di Rijeka, Fiume, Croazia, Snejana, Prijic, Samarja. Università di Trento, Paolo Collini, Università Ca' Foscari di Venezia, Stefano Gasparri. I rettori degli Atenei ospiti, Università degli Studi di Trieste, Maurizio Fermeglia, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Guido Martinelli, Università IUAV di Venezia, Amerigo Restucci. Il direttore della Scuola Superiore dell'Università di Udine, Donata Levi, e il direttore del Centro Funzionale di Pordenone dell'Ateneo, Gianluca Foresti. I direttori dei 14 dipartimenti, Chimica, Fisica e Ambiente, Alessandro Trovarelli, Ingegneria Civile e Architettura, Gaetano Russo, Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica, Roberto Rinaldo, Lingue e Letterature Straniere, Sergio Cappello, Matematica e Informatica, Franco Parlamento, Scienze Agrarie e Ambientali, Paolo Ceccon, Scienze degli Alimenti, Lanfranco Conte, Scienze Economiche e Statistiche, Andrea Moretti, Scienze Giuridiche, Marina Brollo, Scienze Mediche e Biologiche, Silvio Brusaferro, Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche, Leonardo Alberto Secchi, Scienze Umane, Mauro Pascolini, Storia e Tutela dei Beni Culturali, Neil Anthony Harris, Studi Umanistici, Andrea Tabarroni. La Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, e il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Stefano Paleari. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, e il magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine, Alberto Felice De Toni. Bentrovati a tutti. Caro Ministro, Professoressa Maria Chiara Carrozza, caro Consigliere del Ministro, Dottor Alberto Di Minin,
caro Direttore Generale per l'Università, Dottor Daniele Livon, caro Presidente della CRUI, Professor Stefano Paleari, caro Presidente della Regione, Dottoressa Deborah Serracchiani, care autorità, cari colleghi, studenti, signore, signori. Si inaugura oggi, simbolicamente, il 36esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Udine. Ringrazio tutti per voler condividere con noi oggi questa cerimonia, in cui ogni anno riaffermiamo gli ideali e i valori dell'Università in generale e del nostro Ateneo in particolare, nato grazie ad una proposta di legge di iniziativa popolare, espressione di ben 125.000 firme, raccolte dopo il tragico terremoto che colpì il Friuli nel 1976. Prima di tracciare un breve bilancio e parlare delle sfide che attendono l'Ateneo in futuro, desidero rivolgere un breve saluto ai nostri ospiti stranieri. Dear Rectors and Presidents, distinguished guests, it is my privilege to give my warmest welcome here in Udine on the occasion of this ceremony, making the symbolic opening of our 36th academic year. E desidero porgere anche a tutti un affettuoso saluto di accoglienza nella lingua del Friuli. Concetant plaisir, o doi il benvenut a tutti voi altris e in maniera particolare ai furlens che han volut questa universitat e che in dus quesc anys han continuat a prudelare, a sburtare e a voleie ben. Il mio auspici è di vues donghie anche ter sfidis che quest nostri e vostri Ateneu alla di frontà palavegni. Oggi gli Atenei di Udine e Trieste inaugurano nello stesso giorno l'anno accademico, rispettivamente nella mattina e nel pomeriggio. Non è un caso. Il sottoscritto e il magnifico rettore dell'Università di Trieste, il professor Maurizio Fermeglia, che ringrazio della presenza, lo scorso 25 luglio hanno incontrato a Roma il ministro Carrozza, illustrandole che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana dove dal 2013 è attivo un tavolo tecnico permanente di coordinamento tra tutte le realtà universitarie presenti, istituito con l'accordo di programma che regola i rapporti di cooperazione tra l'Università di Udine, di Trieste e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la SISSA, rappresentata qui dal suo direttore, professor Guido Martinelli, che ringrazio della presenza. Una collaborazione che si è consolidata con l'attivazione di 6 corsi di laurea magistrali interateneo: fisica, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, filosofia, italianistica, scienze dell'antichità, studi storici, 6 dottorati di ricerca interateneo, scienze dell'antichità, storia, studi linguistici e letterari, scienze giuridiche, scienze manageriali e attuariali, scienze dell'ambiente e della vita, una laurea triennale sanitaria interateneo di tecniche della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, numero che andrà molto arricchendosi nel neonato tavolo regionale per la ridefinizione dei protocolli d'intesa tra la Regione e i 2 Atenei. Oltre che con l'Ateneo Giuliano, l'Università di Udine ha attivato, in collaborazione con Atenei del Nord-Est, altri 2 corsi di laurea nel settore della viticoltura. Il corso di laurea triennale in viticoltura ed enologia, realizzato insieme all'Università di Trento, e quello magistrale in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli con le Atenei di Padova e Verona. Inoltre l'Università di Venezia è coinvolta con Udine e Trieste nel dottorato di Scienze dell'Antichità. Con la SISSA sono attive varie collaborazioni con i laboratori di ricerca e si prospettano interazioni per i corsi di dottorato di ricerca. In particolare i 2 Atenei regionali stanno avviando con la SISSA cooperazioni sul tema fondamentale delle infrastrutture di ricerca comuni, supercalcolo, stabulario, eccetera. La presenza congiunta qui oggi di Ministro, consigliere del Ministro, Direttore Generale per l'Università e il Presidente della CRUI è un segno tangibile di come queste collaborazioni universitarie su base regionale siano apprezzate e siano nel solco di una politica del Paese volta a sfruttare le sinergie territoriali del sistema universitario nazionale. Noi qui oggi, Ministro Carrozza, vogliamo innanzitutto ringraziarla per aver accettato il nostro invito e siamo a proporle di attivare un progetto pilota nazionale da realizzarsi in Friuli Venezia Giulia che incentivi ulteriormente collaborazioni e intese territoriali tra università,
innervandosi in una politica premiale che il Ministero ha già avviato verso gli atenei. La scelta di questa Regione potrebbe giustificarsi grazie al percorso già intrapreso, segno di un terreno fertile su cui coltivare nuove iniziative. Inoltre, in Regione FVG sono presenti numerosi e qualificati enti di ricerca MIUR, condizione necessaria per testare e favorire processi di osmosi tra il sistema dell'università e quello della ricerca. La proposta, nel quadro dei principi guida del nuovo Piano Nazionale di Ricerca 2014-2020, appresi in conferenza stampa post Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio, vuole aprire nuovi spazi di accesso ai fondi europei Horizon 2020 e favorire anche intese pubblico-private per mobilitare ulteriori fondi. L'Università di Udine, dopo 36 anni, conta oggi 14 dipartimenti, offre 35 corsi laurea triennale, 35 magistrale, 7 master, 12 dottoranti, 18 scuole di specializzazione. È presente anche a Pordenone, Gorizia e Gemona. Dal 2008 ha attivato la Scuola Superiore, un istituto di eccellenza che ogni anno riceve candidati da tutta Italia per 20 posti a concorso. A breve la scuola sarà ospitata nel Palazzo Topo Wasserman a conclusione di un'importante operazione di ristrutturazione con cui l'Ateneo riconsegnerà alla città uno dei suoi palazzi più prestigiosi. L'Università inoltre ha attivato 277 laboratori, 9 centri interdipartimentali, è capofila del Consorzio per l'innovazione, per il trasferimento dell'innovazione tecnologica e la valorizzazione economica della ricerca, gestore del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine Luigi Danieli e del Consorzio Friuli Formazione per l'alta formazione professionale continua e ricorrente. Ha un'azienda agraria avanzata e promuove la casa editrice universitaria Forum, che ha registrato notevoli successi editoriali, tra cui la rivista Multiverso, oggetto di riconoscimenti nazionali. L'Università partecipa insieme alla Regione all'azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia, struttura regionale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, in cui lavorano 3.800 persone. Gli studenti hanno a disposizione 188 aule per complessivi 13.000 posti a sedere, 31 sale lettura e 23 sale informatiche. Nelle 4 biblioteche con complessivi 600 posti lettura possono consultare oltre 800.000 volumi, 2.500 abbonamenti, 48.000 periodici elettronici e 11 banche dati elettroniche. La storica Biblioteca Florio, oltre 12.000 volumi, opuscoli, opere a stampa e manoscritti raccolti dalla storica Biblioteca Florio, attualmente nella Villa Florio di Perserano di Pavia di Udine, prossimamente sarà riposta nella sua collocazione naturale, la Sala del Consiglio di Palazzo Florio di Udine, sede centrale dell'Università Friulana, grazie alla generosa donazione del professor Attilio Maseri, che ringraziamo di cuore. Si tratta di un patrimonio storico-culturale di grande rilievo, fra i più cospicui e preziosi della Regione. Contiene uno dei 5 codici della Divina Commedia, noto appunto come Codice Florio, per cui esistono già molte richieste di consultazione anche dall'estero. Complessivamente oggi la comunità universitaria dell'Ateneo di Udine è formata da oltre 18.000 persone, 668 tra docenti e ricercatori di ruolo, 542 tra tecnici amministrativi di ruolo, quasi 1 migliaio tra assegnisti di ricerca, borsisti, specializzanti e dottorandi. Lo scorso anno gli iscritti sono stati 16.096, gli immatricolati 4.446, i laureati 2.982. Dalla sua nascita ad oggi l'Università di Udine ha conferito 43.181 lauree. Dall'indagine 2013 del Consorzio Alma Laurea emerge che a un anno dal conseguimento del titolo il 57% dei laureati dell'Università di Udine risulta occupato, a fronte di una media nazionale inferiore di 10 punti percentuali. L'ultima indagine Censis fa avanzare l'Ateneo udinese al 7° posto nella classifica dei 17 medi atenei, quelli con iscritti tra i 10.000 e i 20.000. Questi numeri positivi non possono comunque cancellare un ridimensionamento che la crisi del Paese e la conseguente riduzione del Fondo di Funzionamento Ordinario, l'FFO, ha comportato anche per il nostro Ateneo negli ultimi anni. L'FFO di Udine è diminuito di 6 e 7 milioni di euro in 5 anni, passando da 78 milioni di euro nel 2009 ai 71,3 del 2013. Questo ha comportato una notevole riduzione del numero di docenti di ruolo, meno 77, e del personale tecnico-amministrativo non di ruolo, meno 59. La contemporanea attivazione dei requisiti minimi dei corsi di studio ha determinato una consistente riduzione dell'offerta didattica, meno 9 lauree triennali, meno 14 magistrali, meno 13 master, meno 8 dottorati.
La riduzione dell'offerta didattica e la crisi economica hanno determinato un calo anche degli iscritti, passati da quasi 18.000 ai 16.000 di oggi. Una perdita che l'Ateneo ha cercato di limitare, continuando a garantire la qualità dei corsi attivati. Inoltre l'Ateneo friulano sconta da oltre 20 anni un pesante sottofinanziamento. La legge numero 537 del 1993 istituì il budget unico di finanziamento, che sanciva il finanziamento per gli anni a venire sulla base della fotografia delle risorse assegnate all'università a quella data. Ciò ha penalizzato le università, come quella di Udine, nel pieno del loro sviluppo. Nel 1993 il nostro Ateneo aveva 9.200 studenti, per arrivare successivamente fino a un massimo di circa 18.000. L'FFO ministeriale è rimasto invece fermo al valore storico del 93, ovvero relativo a 9.200 studenti. Come evidenziato da calcoli ministeriali, questa situazione ha determinato soltanto tra il 2001 e il 2008 un sottofinanziamento complessivo dell'Ateneo pari a 94 milioni di euro. Dal 2009 in poi, per effetto della legge Tremonti, il meccanismo di ripartizione è parzialmente cambiato. Tutte le università ricevono ogni anno un FFO minore rispetto a quello distribuito nell'anno precedente. Però le università virtuose possono contenere i tagli grazie all'entrata in vigore della cosiddetta quota premiale, assegnata in base ai risultati della ricerca e della didattica. La logica è chiara: chi va bene subisce meno tagli. Quanto a percentuale di incidenza della quota premiale, l'Ateneo friulano nel 2013 si è presentato sesto su 54, piazzandosi davanti ad atenei più consolidati, quali l'Università di Bologna e i Politecnici di Milano e di Torino. Se la quota premiale venisse calcolata sull'intero FFO e non soltanto sul 15% come avviene ora, nel 2013 l'Ateneo avrebbe diritto a ben 14 milioni di euro in più. Di fronte a questa situazione storica di sbilanciamento dei finanziamenti nazionali, il Consiglio regionale ha riconosciuto a livello normativo, con la legge regionale 2 del 2011, inerente al finanziamento del sistema regionale universitario, la necessità di interventi perequativi. Rimaniamo in fiduciosa attesa del regolamento attuativo di questa legge regionale. Per quanto riguarda i finanziamenti regionali oggi attivi, l'Ateneo di Udine riceve su base annua un consistente aiuto, oltre 4,1 milioni di euro per investimenti a copertura di mutui immobiliari e circa 1,6 milioni di contributi correnti, per un totale di oltre 5,7 milioni. Di questo siamo riconoscenti alla Regione. Desideriamo comunque segnalare che tra imposta regionale IRAP, addizionale regionale e IVA regionale, nello stesso anno 2013 l'Ateneo ha versato alla Regione oltre 7 milioni e mezzo di euro. In questa partita di giro tra fondi regionali e fondi statali reputo che ci sia lo spazio per un maggior sostegno al sistema universitario. Nella riunione del 2 ottobre scorso tra la Presidente Deborah Serracchiani, i suoi assessori competenti all'Università, i rettori di Trieste e di Udine e il direttore della Sissa, incontro volto a mettere le basi per un tavolo permanente di confronto, come Università abbiamo proposto anche di attivare sui fondi regionali di innovazione dei meccanismi di grande successo mutuati dai progetti europei CRAFT. Il funzionamento è molto semplice. Le imprese e gli enti dispongono di un voucher che possono spendere con centri di ricerca pubblici o privati, regionali in primis, ma anche extraregionali. È un modo indiretto per finanziare il sistema universitario e della ricerca, ma anche un modo per allinearli al sistema economico. A livello nazionale l'FFO per l'università è sceso da circa 7,2 miliardi del 2009 a circa 6,5 del 2013. È una diminuzione percentuale di circa il 10%. Potrebbe sembrare una cifra in linea con i dati nazionali della crisi, ma è opportuno riflettere che questo dato ci allontana ancora di più dagli altri paesi europei. Se calcoliamo il finanziamento del sistema universitario in euro per abitante, la situazione è questa: Italia 109, Gran Bretagna 156, Spagna 157, Francia 303, Germania 304, Svezia 660, Norvegia 731. Se analizziamo i 10 migliori atenei al mondo, tra cui Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Berkeley, l'MIT, scopriamo cose interessanti. Studenti medio per ateneo 16.268, docenti medi 2.324, con un rapporto medio studenti-docenti pari a 7. Qui a Udine i numeri sono quelli prima citati, 16.096 studenti e 668 docenti, con un rapporto studenti-docenti pari a 24 contro una media italiana di 30. Tradotto, Udine come numero di studenti è già nei parametri top 10 mondiali, ma non lo è per numero di docenti.
Infatti le università top 10 hanno mediamente 3,5 volte il numero di docenti di Udine. Questo vale purtroppo per tutti gli atenei italiani e dovrebbe farci riflettere sugli investimenti del Paese nella scuola, nell'università e nella ricerca. Il problema è anche culturale. Il MIUR viene percepito come un ministero di spesa e non di investimento. La conoscenza è valore in potenza, il valore è conoscenza in atto. Lo Stato investe in conoscenza e i modelli di business delle imprese determinano il rendimento di questa trasformazione da valore potenziale a valore effettivo e le tasse pagate dalle imprese rialimentano il circolo virtuoso conoscenza-valore. Con riferimento alle politiche di ricerca europee ci sono miglioramenti rispetto al passato, ma permangono motivi di preoccupazione. Horizon 2020 è il nuovo programma europeo di ricerca e innovazione con uno stanziamento comprensivo di 80 miliardi. Un passo in avanti rispetto al precedente programma che aveva a disposizione soltanto 56 miliardi, ma se si considera che l'insieme dei 28 paesi europei investe ogni anno circa 270 miliardi, si ricava che la Commissione europea può contare su meno del 5% dell'intera spesa dell'Unione. Detto in altri termini, Horizon 2020 non è riuscito a vincere l'egoismo dei singoli Stati che si riservano a se stessi il 95% della spesa. Del resto, a Washington, Pechino e Tokyo, la politica della ricerca e dell'innovazione viene decisa da una testa sola, mentre in Europa da 28 teste diverse. Siamo ancora lontani dalle condizioni migliori per un'efficace politica europea. La cosa è ancora più preoccupante se si considerano gli investimenti percentuali in ricerca e sviluppo nel mondo. Negli ultimi 5 anni la quota degli investimenti d'Europa è scesa dal 26 al 22%, quella americana dal 34 al 31% e quella dell'Asia è cresciuta dal 33 al 40%. La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico non sono dimensioni marginali, ma sono la leva principale della crescita. Uno spazio per recuperare fondi per la ricerca e l'innovazione si apre sui fondi strutturali, sul Fondo Sociale Europeo e sugli investimenti della BEI. Ambiti su questo tema italiano della ricerca e non deve saper esprimere una più convincente progettualità. È evidente che è sempre più necessario essere competitivi nell'attrazione dei fondi europei ed efficaci nello spenderli. Sappiamo che i principi guida del nuovo Piano Nazionale Ricerche sono orientati a garantire ai nostri ricercatori autonomia, spazi di progettualità e incentivi per essere competitivi nell'Horizon 2020 e per proiettarsi anche su fondi strutturali, FSE e investimenti BEI. Come ha ben detto lei, Ministro, fare domanda per un fondo PNR dovrà essere una palestra per l'Horizon 2020. Nell'assemblea dello scorso 23 gennaio a Roma, la CRUI ha formulato le proposte volte a costruire una nuova università nel nostro Paese. Le proposte riguardano 4 aree ritenute strategiche: autonomia, competitività, finanziamento e semplificazione. Il tutto si traduce in 18 proposte in materia di università, molte di esse a costo zero, inviate al Ministro perché le possa accogliere. Oggi potrebbe essere una buona occasione di confronto. Chiedo al nostro Presidente della CRUI, Professor Stefano Paleari, magnifico rettore dell'Università di Bergamo, a cui mi lega una cara amicizia e un comune e proficuo percorso accademico all'interno dell'ingegneria, di spiegare le motivazioni e il senso di queste proposte. Desidero qui ringraziarlo non solo per l'oneroso e prestigioso ruolo che ricopre come Presidente CRUI, ma anche per l'attività che svolge come rappresentante del sistema universitario italiano nel board della European University Association. Con riferimento alle nuove possibili regole del sistema universitario, desidero qui esprimere solo un auspicio con riferimento a quanto il Ministro Carrozza ha anticipato ai rettori durante la CRUI dello scorso 12 dicembre. L'auspicio è che oltre ai costi standard per studente, che potrebbero diventare una base rilevante su cui distribuire l'FFO, si apra una riflessione sulle dimensioni ottime di un ateneo, che secondo alcuni studi è circa 20.000. Questo è un tema aperto a livello europeo e la dimensione di certi atenei italiani è ritenuta a livello internazionale distorcente per il buon funzionamento dell'università. Le sedi decentrate di Pordenone, Gorizia e Gemona sono nate e sono sviluppate soprattutto grazie al sostegno di comuni, province, camere di commercio e regione, che ne hanno garantito la sostenibilità. Oggi la loro esistenza è condizionata da un lato dal rispetto dei requisiti minimi ministeriali, dall'altro dal sostegno finanziario da parte del territorio. In questi giorni si sta valutando un'azione di rilancio della sede di Pordenone che vede coinvolti in un progetto congiunto il Consorzio come attore promotore, il nostro ateneo e la Regione, con quote di cofinanziamento su base annua, rispettivamente del 14, 56 e 30%. Dichiariamo la nostra disponibilità a collaborare anche in questo progetto con l'Ateneo di Trieste nella medesima logica di cofinanziamento. Azioni analoghe possono essere esaminate per Gorizia e Gemona nel quadro delle medesime collaborazioni interateneo dei sostegni territoriali. L'Ateneo friulano
ha superato con successo l'esame dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, l'ANVUR. Sono stati particolarmente soddisfacenti i risultati della valutazione VQR 2014-2010. L'Università di Udine si è collocata all'8° posto nella classifica che ha messo a confronto la qualità degli atenei italiani. L'ateneo è superiore alla media nazionale su 9 aree scientifiche su 16 analizzate. Bilancio positivo anche per progetti europei. Dei 40 presentati complessivamente nel 7° programma quadro ne sono stati finanziati 11, pari al 27%. Nelle diverse aree tematiche dei programmi Cooperation, Ideas e Capacity sono stati presentati 25 progetti, qui 5 finanziati. Nelle azioni Marie Curie del programma People sono stati invece assegnati 6 progetti su 15, pari al 40%. A questi si aggiungono altri 24 progetti internazionali presentati nel 2013, di cui 2 finanziati. I 12 dottorati di ricerca offrono 133 posti per i quali sono disponibili 82 borse, di cui 25 finanziati da soggetti convenzionati. Negli anni c'è stata una forte concentrazione di progetti PRIN, una forte contrazione dei progetti PRIN a causa della riduzione dei finanziamenti ministeriali. Nel 2012 l'Ateneo ha vinto 9 progetti PRIN, di cui 3 coordinati e 6 unità di ricerca impegnati in progetti coordinati da altri paesi, da altri Atenei. 2 unità di ricerca di Udine finanziate e impegnate in altrettanti progetti FIRB. Positivi anche i risultati raggiunti con un trasferimento tecnologico. Nel 2013, con 7 nuovi depositi, il portafoglio brevetti è arrivato a 81 domande, i brevetti sono 46, di cui 25 commercializzati. Positivo anche il bilancio degli spin-off. Le start-up nate sono 35, di cui 32 attive, con ricavi che complessivamente hanno superato i 3 milioni di euro. I soci, accademici e non, di tutti gli spin-off sono in totale 170 e il numero di posti di lavoro sono oltre 100. La didattica dell'Ateneo viene promossa dagli studenti, la rilevazione delle opinioni attuate via web conferma un gradimento elevato pari a 7,8. L'indagine ha riguardato oltre il 97% degli insegnamenti. Il dato pone Udine ai vertici degli atenei italiani per quanto riguarda il grado di copertura della valutazione didattica. L'Università sostiene con grande enfasi l'internalizzazione della didattica della ricerca attraverso finanziamenti finalizzati al titolo di studi congiunti e programmi di scambi tra docenti e ricercatori. I partner europei ed extraeuropei dell'Ateneo sono 521. L'Ateneo ha attivi 103 accordi quadro di collaborazione di ricerca, di cui 79 con università extraeuropei. Gli studenti in mobilità sono 598, di cui 370 con programmi Erasmus Studio Placement in uscita e 165 in entrata. L'Ateneo attualmente conta 8 corsi di studio che rilasciano un doppio titolo grazie a convenzioni con atenei stranieri. Lo scorso 13 novembre a Novi Sad, in Serbia, ho avuto l'opportunità di firmare un accordo con la locale università per l'attivazione di doppi titoli nel settore della viticoltura e dell'enologia molto graditi all'estero. Tra poco è previsto il rilascio di un titolo congiunto con Graz e Windsor. Altri percorsi a doppio titolo saranno realizzati prossimamente. Le aree geografiche di maggiore interesse sono Australia, Canada, Stati Uniti, America Latina. Sono partiti 2 corsi di laurea magistrale interamente in lingua inglese, insegnamenti in lingua inglese sono presenti in altri 12 corsi di laurea e medicina. Per quanto riguarda i dottorati di ricerca, le collaborazioni internazionali sono 3 e coinvolgono l'Università di Grenoble, Reims, Belgrado e Parigi. Ma la strategia dell'internalizzazione del nostro Ateneo potrebbe incrociare la strada dell'emigrazione percorsa da molti friulani molti decenni fa. Immagino qui, nel centro storico di Udine, una nuova grande biblioteca universitaria che sia anche un centro culturale di identità friulana e dove si ospitano anche eventi artistici. Un edificio di architettura moderna che dia il segno concreto della novità che l'università ha rappresentato per il Friuli. Immagino molti dei nostri studenti impegnati all'estero per stage, tirocini, tesi, esperienze lavorative presso università, enti, associazioni professionali e imprese in cui i nostri corregionali operano. Uno snodo di una rete di relazioni sparse nel mondo, un polo attrattore che leghi tradizione e innovazione, vecchi e giovani, identità e diversità, friuliani all'estero e friuliani in patria, cultura ed economia, arte e tecnologia, imprese locali e opportunità commerciali internazionali. Un luogo che possa diventare il punto di incontro fisico e simbolico tra il Friuli del passato, del presente e del futuro. Il nostro desiderio è di rendere il nostro Ateneo non solo il luogo dove si svolge la ricerca e lo sviluppo, ma anche il luogo elettivo di pratica dei migliori risultati della ricerca in tutti gli ambiti, dalle energie rinnovabili alla digitalizzazione degli archivi cartacei, dal marketing alla comunicazione. Da questo punto di vista puntiamo all'implementazione e alla diffusione di best practice. L'obiettivo è di far diventare il nostro Ateneo un luogo da visitare per vedere come si possono mutuare le migliori esperienze
in termini ad esempio di learning, brevettazione, eccetera. Un luogo dove le innovazioni tecnologiche, organizzative, manageriali e normative non siano messe a punto solo sul piano teorico, ma anche su quello applicativo. Un luogo di riferimento esemplare per studenti, imprese, enti e pubblica amministrazione. Un luogo dove si faccia ricorso a tutta l'intelligenza distribuita in una logica di auto-organizzazione. Può sembrare un obiettivo ambizioso, ma è alla nostra portata. Su questo fronte siamo già partiti. Vi farò alcuni esempi. Primo esempio, risparmio energetico. Le azioni messe in campo sono diverse, dalla riduzione notturna e festiva della temperatura di esercizio all'applicazione di sistemi di telegestione e automazione, oltre al costante monitoraggio dei consumi. Inoltre l'Ateneo ha partecipato al progetto per la realizzazione del teleriscaldamento che permetterà di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera e di cui è il primo utente da gennaio. Secondo esempio, sicurezza e protezione. L'Ateneo ha costituito per primo in Italia un centro intersettoriale di studi e ricerche in materia di sicurezza e protezione. Nel 2013 è stata portata a termine la progettazione, realizzazione e adozione da parte delle strutture del sistema informativo che permette di informatizzare la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza. Terzo esempio, qualità. Le 6 segreterie studenti e l'Ufficio di Mobilità e Relazioni Internazionali hanno ottenuto la certificazione di qualità. La scelta rientra nel progetto che Ateneo ha sposato per inserirsi nello scenario europeo dell'assicurazione della qualità e per istituzioni operanti nell'alta formazione e ricerca. Quarto esempio, bilancio unico certificato. L'Ateneo ha recentemente portato a termine il passaggio al bilancio unico alla contabilità economico-patrimoniale. Ha scelto anche di sottoporre a certificazione il bilancio da parte di una società di revisione esterna. Queste scelte su bilancio unico e certificazione, insieme a molte altre azioni e iniziative, sono state fortemente volute dall'ultimo rettore, professoressa Cristiana Compagno, che in questa sede desidero ricordare e ringraziare. Lo scorso 8 ottobre, presso la Commissione di Istruzione del Senato, la nostra esperienza è stata descritta dal direttore generale precedente, la dottoressa Clara Coviello, andata in pensione lo scorso 31 dicembre. Anche a lei desidero esprimere gratitudine per quanto ha fatto per l'Ateneo. Quinto e ultimo esempio, accreditamento internazionale. L'azienda ospedaliera universitaria ha concluso positivamente lo scorso 31 gennaio le ispezioni per conseguire l'accreditamento internazionale come ospedale accademico da parte della Joint Commission International. Il risultato pone il nostro ospedale universitario come primo ed unico finora in Italia ad essersi positivamente confrontato con la sfida di competere a livello mondiale nell'assistenza, nella didattica e nella ricerca. Non posso non complimentarmi con tutta la struttura guidata dal direttore generale, dottor Mauro De Lendi, e in particolare con tutto il personale accademico coinvolto. Anche questa è una delle eccellenze della nostra università, della nostra regione, del nostro Paese. Però rischia di non essere sostenibile se, nell'attuale revisione delle regole, non si terrà conto della peculiarità delle scuole di medicina e degli ospedali universitari circa i meccanismi di reclutamento e di organizzazione e finanziamento del sistema sanitario. Siamo impegnati in molti altri fronti, cito tra gli altri il progetto Smart Land che stiamo mettendo a punto con l'ANCI regionale e con un gruppo di prestigiosi gruppi nazionali e internazionali i cui rappresentanti hanno voluto essere presenti qui oggi e che desidero ringraziare per la fiducia riposta in noi. Consentitemi, prima delle conclusioni, dei brevi ma significativi ringraziamenti. Il prorettore vicario e delegato alla cultura, professor Angelo Vianello, che in questa cerimonia terrà la prolusione. Colleghi delegati di area che mi affiancano come prorettori, la professoressa Fabiana Fusco, didattica, Roberto Pinton, ricerca, Antonella Riem, internalizzazione, Marco Petti, edilizia, Pierluca Montesoro, informatica. Tutti i colleghi delegati di settori che mi supportano in sinergia con i capi area e i loro uffici con impegno e passione in diversi ambiti. Il nuovo direttore generale, Massimo Di Silverio, che ha preso di servizio il 1° gennaio, a cui diamo un caldo benvenuto nella nostra comunità universitaria. Un ringraziamento particolare ai componenti del Senato accademico e del CDA, con cui condivido l'onere e l'onore di guidare l'Ateneo. Esprimo gratitudine a tutto il personale docente e al personale tecnico-amministrativo, di cui riaffermo, se mai ce ne fosse bisogno, il suo ruolo insostituibile. E ringrazio anche gli studenti per lo spirito di collaborazione che dimostrano continuamente all'interno degli organi di Ateneo. Un ringraziamento sincero ai sindaci di Udine, di Pordenone, di Gorizia e di Gemona, ai presidenti delle province di Udine, Gorizia e Pordenone, alla Presidente e all'amministrazione regionale, ai consiglieri regionali, ai parlamentari che si stanno impegnando per la nostra università, all'ente regionale per il diritto allo studio, alle camere di commercio, alle associazioni imprenditoriali, ai consorzi di Gorizia e Pordenone, alle fondazioni bancarie, al Comitato per l'Università Friulana. Un ringraziamento specifico alla Camera di Commercio di Udine, alla Fondazione Krupp, partner preziosi in una molteplicità di iniziative. Un grazie anche a Monsignor Guido Genero, vicario generale della Arcidiocesi di Udine, che
che questa mattina ha celebrato la Santa Messa. Infine, permettetemi un sentito riconoscimento alla mia segreteria e al personale tecnico-amministrativo coinvolto in questa complessa cerimonia che ogni anno rinnova questa festa del nostro Ateneo, pronto a raccogliere le nuove sfide, in sintonia con le istituzioni, gli enti, le associazioni e le imprese del territorio per la crescita del Friuli e per lo sviluppo dell'intero Paese. Al termine di questa cerimonia, all'uscita, troverete la prolusione odierna stampata. Abbiamo voluto ripristinare da quest'anno un'antica tradizione universitaria, creando un'apposita collana della nostra casa editrice che ospiterà anche le prolusioni delle future inaugurazioni degli anni accademici. Inoltre, a tutto il personale universitario, ma anche ai nostri ospiti che lo gradiranno, verrà consegnata una spilla, simbolo dell'Università di Udine. Lo scopo è quello di rinforzare lo spirito e l'orgoglio di appartenenza al nostro Ateneo. Desideriamo rimanere un'università giovane, dinamica, proattiva, capace di riconfigurarsi in relazione ai continui mutamenti ambientali. Un'università che sappia essere quel luogo esemplare dove non solo si insegna e si studia, ma anche si crea il futuro. Un'università dove si possa dire vieni a vedere dove nasce il futuro. I latini direbbero hic sunt futura. Il Mahatma Gandhi ebbe a dire abbi cura dei mezzi e il fine prenderà cura di se stesso. Se porremo cura ai mezzi, siamo certi che il futuro avrà cura di se stesso. Con questi ideali e con rinnovato impegno, dichiaro aperto l'anno accademico 2013-2014, il 36esimo della fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Sì, è prima. Grazie. Bene. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e adesso invito il Presidente del Consiglio degli Studenti, signora Alice Buosi, a fare il suo intervento. Care studentesse e cari studenti, signore e signori, autorità tutte. Parlare all'inaugurazione dell'anno accademico è sempre emozionante e devo ammettere che quest'anno la stesura di questo discorso è stata particolarmente complessa. Sono così tanti gli argomenti da affrontare che non si può che avere l'imbarazzo della scelta. I temi di cui vi parlerò oggi sono in parte nuovi, da poco comparsi nella panoramica universitaria nazionale. In parte risulteranno, agli occhi di chi sta vivendo i cambiamenti imposti dalla riforma Gelmini, sempre i soliti temi e le solite questioni non risolte. Per chi l'università la vive, per gli studenti come per i lavoratori, è frustrante assistere ai tentativi di rattoppare qua e là questa riforma universitaria, così mal concepita agli albori e agli occhi di molti, mai rivista con convinzione, seppur questo fu promesso più di una volta. L'università sconta la debolezza dei governi di compromesso che si susseguono, incapaci di imprimere una linea decisa in controtendenza con le scellerate politiche dell'ex ministro Gelmini, ammesso che questa sia realmente la volontà inespressa dei suoi successori. Capisco che trovarsi a gestire il disastro ereditato dai precedenti ministri debba essere complesso, ma a questo punto ritengo che questa sia tutta una questione di priorità delle politiche di governo. Trovo apprezzabile la riduzione del contributo alle università non statali a circa 68 milioni di euro previsto dal decreto ministeriale del 23 dicembre scorso. Ritengo tuttavia che si debba avere il coraggio di fare un ulteriore passo avanti, andando ad azzerare, anche gradualmente, i finanziamenti statali a questi soggetti, a maggior ragione dopo i risultati emersi dalla relazione stilata dalla Commissione di studio del MIUR sulle università telematiche, la quale evidenzia drammatiche criticità, una tra tante, la mancanza assoluta di definizione di parametri per la valutazione delle attività di ricerca. La riduzione dei fondi alle università private sarebbe lodevole se poi non entrasse in conflitto con altre scelte apparentemente schizofreniche che hanno visto il governo regalare 400 milioni di euro ai policlinici universitari privati,
facendosi beffa di migliaia di giovani appartenenti all'area sanitaria, ai quali sono stati negati stanziamenti aggiuntivi per la copertura di una parte delle borse di studio di specializzazione. E dico una parte perché ora come ora non vengono garantite un numero di borse adeguatamente proporzionato alla quantità di neolaureati in medicina. Che cosa faranno? Stiamo costringendo per l'ennesima volta qualcuno ad emigrare? Senza contare le difficoltà a cui andranno incontro tutti quegli specializzandi che si vedono decurtare la durata della scuola in corso d'opera da 5 a 4 anni per esigenze puramente finanziarie, ignorando completamente le necessità formative dei nostri futuri medici. Ciò che è stato più volte richiesto è un congruo aumento del numero di borse, l'ottimizzazione dei percorsi formativi senza retroattività e la reale attivazione degli osservatori, ora svuotati del loro significato affinché vigilino e garantiscano un'adeguata formazione specialistica. Purtroppo sull'università pubblica continua imperterrita la politica dei tagli, che l'accompagna ormai da svariati anni e che ha portato dal 2009 ad oggi al decurtamento di quasi 1,5 miliardi di euro all'FFO, il Fondo di Finanziamento Ordinario, linfa vitale delle nostre università. Nonostante le promesse, quest'anno gli atenei hanno subito un taglio del 4,3%. Di fronte al continuo sottofinanziamento, le università non possono che reagire in 2 modi: aumentare la contribuzione studentesca oppure ridurre l'offerta formativa e i servizi per gli studenti. I procedimenti che si susseguono negli ultimi anni lo dimostrano. Ne sono esempi la parziale liberalizzazione delle tasse studentesche, ad opera della cosiddetta spending review, e l'introduzione di parametri come l'ISEF che legano la sostenibilità economico-finanziaria degli atenei alle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca. A noi studenti rappresentanti ha fatto molto piacere apprendere dal magnifico rettore della nostra università la sua volontà di non pesare ulteriormente sulle famiglie degli studenti, evitando quindi di aumentare l'importo delle tasse per il 2° anno di fila. Tuttavia, riteniamo necessario che sia lo Stato italiano a porre le università nella condizione di non supplire al taglio ministeriale con la tassazione studentesca. Oggi infatti il rischio è che il finanziamento basato sulla fiscalità generale sia sostituito da un contributo dello studente, o nella maggior parte dei casi della sua famiglia, andando a rafforzare così un sistema per cui gli studi superiori non sono un diritto, ma un bene accessibile solo ad alcuni. Si sta imponendo una logica che porta la società a sgravarsi dalle spese derivanti da un ampio numero di giovani che accedono agli studi e si diffonde l'idea che la cultura non sia più un bene e una fonte di progresso per l'intera società, bensì appannaggio di quei pochi che se lo possono permettere. Il tema del merito è troppo complesso per essere affrontato in un discorso come questo, ma ormai pervade il nostro mondo universitario e non possiamo evitare di accennarvi. Moltissimi tra i più importanti provvedimenti che hanno riguardato l'università in questi anni e che incidono direttamente sulle sue risorse economiche sono stati varati ispirandosi al criterio del merito, valore che troppo spesso è stato usato come leva per scavalcare i principi del libero accesso al sapere e del diritto allo studio garantito anche ai meno abbienti. È inevitabile citare il decreto ministeriale 47 del 2013, modificato nello stesso anno dal decreto ministeriale 1059, e meglio noto come decreto sull'accreditamento e sulla valutazione degli atenei, che pure ha portato elementi positivi, quali le commissioni di assicurazione della qualità, che come le commissioni paritetiche permettono a docenti e studenti di collaborare e condividere un fine comune, ma che ha anche introdotto rigidi parametri per l'accreditamento dei corsi di studio, basati su criteri puramente numerici, come la presenza di un certo numero di docenti di riferimento per un determinato corso, che sembrano non tenere in minimo conto la drammatica situazione di carenza di personale che oggi affligge i nostri atenei e che provocherà nei prossimi anni la chiusura di corsi di studio e l'aumento delle barriere all'accesso in un sistema universitario in cui il 58% dei corsi è ormai ad accesso programmato. Mettere in discussione il sistema del merito non significa negare il giusto riconoscimento e supporto alle eccellenze. Tuttavia, solo laddove a tutti sia concesso di potersi formare, di poter competere e infine di eccellere, allora sì sarà inequivocabilmente merito e non privilegio sociale. Finché in Italia esisterà la figura dello studente idoneo non beneficiario, non si potrà parlare in modo autentico e senza retorica di merito. Fino a quando l'eccellenza sarà quella di pochi, dietro alla quale nascondere un sottofinanziamento cronico del sistema universitario, non si potrà mai raggiungere quel modello che potrebbe essere, ne sono certa, d'esempio in Europa e non solo. Tema che non può essere rimandato è quello che affligge la nostra generazione più di tutti, la precarietà. Non è possibile affrontarlo con poche parole, date le sue 1000 sfaccettature, sempre più variegate e complesse, che narrano l'epopea di una generazione esclusa dalla possibilità di contribuire al progresso del proprio paese. Proprio per questo mi concentrerò su una questione molto specifica, cioè sull'attivazione avvenuta quest'anno dei percorsi abilitanti speciali, i PAS,
che hanno sostituito parzialmente il TFA, tirocinio formativo attivo, o almeno così dovrebbe essere, anche se il MIUR ha appena reso noto, tramite un comunicato stampa, che sta predisponendo il bando per il secondo ciclo dei tirocini formativi attivi da emanare entro febbraio. Fa paura la condizione di incertezza nella quale giace la formazione degli insegnanti. È persino imbarazzante pensare a quanto poco si punti sulla formazione di coloro che saranno, a loro volta, i formatori delle future generazioni. Molti si sono già soffermati sulla valutazione dei pass, esprimendo critiche più che condivisibili in merito. L'assenza di requisiti rispetto a quelli richiesti agli abilitati TFA è una delle criticità più evidenti, a cui segue la totale mancanza di programmazione dell'accesso a tali percorsi, che provocherà l'immissione di moltissimi abilitati nel mondo della scuola. Sarà sufficiente aver prestato servizio per almeno 3 anni in una qualsiasi scuola, pubblica, paritaria o centro di formazione professionale per avere accesso ai pass. Che possibilità ci saranno quindi per i futuri neolaureati interessati all'insegnamento? Che ne sarà di chi si è abilitato superando le durissime selezioni per il TFA? Queste sono solo alcune delle moltissime domande che ancora non trovano risposta. In questo scenario, in cui il futuro di moltissimi laureati sembra non contare affatto, abbiamo assistito a una guerra tra poveri, tra abilitati TFA e aspiranti all'abilitazione PASS, tra neolaureati e precari del mondo della scuola. Non possiamo che essere indignati pensando che tutto questo è nato per riparare ad una totale mancanza di lungimiranza nelle politiche di assunzione e di reclutamento del personale delle nostre scuole, che in questi anni sono diventate un simbolo di precarietà e che hanno visto il livello della docenza risentirne pesantemente. Il perpetuarsi di politiche di governo poco lungimiranti non potrà che portare all'allontanamento dei giovani, alla perdita di fiducia da parte della popolazione nei confronti del sistema universitario nazionale e a un calo di credibilità dell'istruzione pubblica e delle istituzioni tutte nel nostro Paese. La mera amministrazione dell'esistente da parte del governo che ci guida non è sufficiente. È necessaria una visione politica dell'obiettivo da raggiungere per il futuro. L'istruzione pubblica deve tornare ad essere il cardine della nostra società. Bene, allora adesso invito il rappresentante del personale tecnico amministrativo, la dottoressa Carla Rigon, a fare il suo intervento. Buongiorno a tutti. Magnifico Rettore, egregio Ministro, autorità, comunità universitaria ospiti tutti, sono onorata di portarvi qui oggi i saluti del personale tecnico, bibliotecario, linguistico e amministrativo dell'Università di Udine che opera nelle sedi di Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona. Colgo l'occasione anche per portare in questa sede ufficiale il saluto del personale al nuovo direttore generale, al quale diamo il benvenuto e porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Al magnifico Rettore, che ora anche noi, personale tecnico-amministrativo, sentiamo finalmente come nostro, per aver contribuito alla sua elezione per la prima volta nella storia dell'Ateneo lo scorso maggio 2013, e rivolgiamo un ringraziamento particolare per averci ridato in questa cerimonia la possibilità di ricordare, almeno una volta l'anno, non solo all'intera comunità accademica, ma a tutto il territorio con il quale ci interfacciamo, chi siamo e che cosa facciamo per la nostra università. Siamo 543 uomini e donne che ogni giorno aprono e fanno funzionare uffici, biblioteche e laboratori. A noi si aggiungono 35 collaboratori esperti linguistici che permettono a studenti, personale interno e utenti esterni di apprendere le lingue straniere, l'italiano seconda lingua secondo elevati standard europei. Nel 2007 il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Udine toccava il proprio massimo storico con 614 persone tra tempi indeterminati, 498 persone, e tempi determinati, dunque precari, 116 persone. Le stabilizzazioni previste dalla normativa vigente a partire dal 2008 hanno permesso a più di 50 precari di modificare il proprio contratto e rimanere a lavorare in Ateneo. Con azioni lente e faticose, iniziati con contratti a tempo parziale, queste persone potranno avere finalmente nel corso del 2014 un contratto a tempo pieno.
Tuttavia, in circa 6 anni, una sessantina di persone che lavoravano per l'Ateneo a tempo determinato, alcune anche da molti anni, sono state escluse dal sistema. Ci auguriamo che questa emorragia si fermi e che a breve, come deliberato dai nostri organi di governo centrali, si possa riprendere nuovamente a reclutare personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Per poter funzionare, infatti, la nostra organizzazione ha dovuto in passato, ma deve ancora fare un ricorso tutt'altro che occasionale a personale precario, attualmente 33 persone, per i quali solo in parte si è potuti procedere ad un rinnovo contrattuale e 3 collaboratori esperti linguistici che pure hanno ruoli determinanti nei processi di internazionalizzazione che l'Ateneo sta perseguendo. Per questi colleghi che prestano da vari anni servizio all'università e che hanno fornito, al pari dei colleghi a tempo indeterminato, il loro prezioso apporto alla crescita del nostro Ateneo, auspichiamo che si possa percorrere un iter di proroga ulteriore e di stabilizzazione come previsto dalla legge. Lavoriamo, e qui ci rivolgiamo a lei, egregio Ministro, e a quello che potrà e riuscirà a fare per invertire la tendenza completamente negativa degli ultimi anni, in un contesto nazionale molto difficile, di costante taglio delle risorse ministeriali, di difficoltà nella contrattazione integrativa, di impossibilità ad aumentare un fondo accessorio d'Ateneo che potrebbe ovviare, seppur minimamente, al fatto che le nostre retribuzioni, fra le più basse del pubblico impiego, sono ferme dal 2008, e al problema del blocco totale delle progressioni di carriera. E ancora, lavoriamo in un contesto di stallo del turnover imposto dalle norme nazionali, di allungamento della vita lavorativa, di azioni quindi che non favoriscono i ricambi generazionali di cui ogni organizzazione complessa come la nostra avrebbe bisogno. Infine, lavoriamo in un contesto di eccesso di burocrazia, che pesa anche a chi conosce profondamente il senso della buona amministrazione e capisce la necessità di dover costruire giorno dopo giorno e con la dovuta forma la storia del proprio ente. Internamente, e ci rivolgiamo a lei, magnifico Rettore, vorremmo avere maggiore rappresentatività e in particolare, come già avviene in altri Atenei, essere presenti anche in Consiglio di amministrazione. Vorremmo poter rivedere, ampliandolo, il valore del voto del personale tecnico-amministrativo nelle elezioni del magnifico Rettore. Vorremmo, per i collaboratori esperti linguistici, ottenere un riconoscimento del loro ruolo a livello di statuto e la loro presenza negli organi didattici a livello di regolamenti. E ancora, vorremmo condividere annualmente il piano della formazione e dell'aggiornamento professionale come vuole il nostro contratto di lavoro. E infine vorremmo avere la possibilità di partecipare in modo propositivo e attivo alle decisioni sulla riorganizzazione dell'Ateneo e non solo doverle attuare. In un contesto quindi per certi versi demotivante, negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato sodo per realizzare le riorganizzazioni dell'amministrazione centrale dell'Ateneo e successivamente dell'area della didattica, arrivando all'attuale costituzione dei poli didattici che coordina ed erogano i servizi alla didattica. Abbiamo avviato, sin dal 2012, tra i primi in Italia, il sistema della nuova contabilità economico-patrimoniale, con 2 anni di anticipo sulla scadenza di legge, e abbiamo lavorato perché l'Ateneo approvasse lo scorso anno il primo bilancio consuntivo, poi certificato anche da un organismo esterno, secondo questo nuovo sistema. Abbiamo avviato il progetto qualità e ottenuto la relativa certificazione, per ora sui servizi alla didattica delle segreterie studenti e dell'ufficio mobilità internazionale. Abbiamo partecipato con successo al progetto nazionale Good Practice, abbiamo collaborato alla rilevazione per la valutazione della qualità della ricerca nazionale e ci siamo sottoposti a valutazione della performance lavorativa. E questi sono solo alcuni esempi, altri ancora potremo farne nell'ambito dei servizi tecnologici, edilizi, della sicurezza e più in generale di supporto alla ricerca e alla didattica. Abbiamo imparato a lavorare per processi con una maggiore consapevolezza e un maggior senso di responsabilità rispetto al ruolo che abbiamo, con l'obiettivo di ottenere importanti ricadute dal punto di vista dell'efficienza organizzativa e dell'efficacia dei risultati. In altri termini ci siamo adeguati alle novità, alla complessità del momento che stiamo vivendo, non senza fatica, non senza conflitti. Ci saremo anche per altri nuovi processi di miglioramento. Siamo convinti di non essere solo un costo bilancio, ma un valore aggiunto per il nostro Ateneo, che se ottiene dei risultati importanti non solo nell'ambito dei servizi, ma anche della didattica e della ricerca, li ottiene anche grazie alla nostra professionalità e al nostro lavoro di tutti i giorni. Non siamo tuttavia una scatola chiusa, siamo capaci anche di guardarci intorno, fuori di qui.
Allora vogliamo infine, in questo momento di grave crisi, non solo del sistema universitario, ma anche di tutto il territorio di questa nostra bellissima regione, lanciare un messaggio di solidarietà a tutte quelle persone che rischiano di perdere il posto di lavoro o che peggio l'hanno già perso, all'Electrolux, all'Ideal Standard, alle latterie friulane, ma non solo, anche in tutte quelle realtà meno visibili che non riescono ad ottenere l'attenzione dei media. Per loro chiediamo l'università, attraverso le proprie capacità di trasferire conoscenze e innovazione, di farsi parte attiva per invertire una rotta di declino e dare nuovo slancio a questo nostro Friuli per il quale, come Ateneo, siamo nati. Grazie. Adesso invito il professor Angelo Vianello, ordinario di biochimica vegetale, a fare la prolusione dal titolo L'evoluzione della vita sulla Terra, una storia di competizione e cooperazione. Grazie. Gli straordinari progressi compiuti dalla biologia evoluzionistica nel corso del Novecento hanno animato un dibattito che si è esteso oltre l'ambito scientifico. Talvolta i principali risultati sono stati interpretati in modo fuorviante, tanto da offuscare quella che può essere definita la più bella storia del mondo, l'evoluzione della vita sulla Terra. Vorrei pertanto descrivervi le principali tappe di questa affascinante avventura, per poi illustrarvi i ruoli apparentemente contrapposti di competizione e cooperazione nel plasmare le infinite forme bellissime e meravigliose di cui ci parla Darwin alla fine dell'origine delle specie. Ma in che cosa consiste l'evoluzione della vita? Ricorrendo a una semplificazione possiamo definirla un processo secondo cui gli organismi viventi sarebbero emersi dalla materia inanimata attraverso uno o più meccanismi di auto-organizzazione, per poi evolvere in quella straordinaria varietà di specie che definiamo biodiversità. Questo evento ha richiesto un enorme lasso di tempo, ma la storia geologica della Terra ha potuto offrire alla vita quello che, già nel Settecento, James Hutton definì tempo profondo. Le stime più attendibili fanno risalire l'origine della Terra a circa 4,5 miliardi di anni fa, sperduto pianeta del Sistema Solare di una delle innumerevoli galassie che compongono l'universo. La prima fase dell'evoluzione della vita, in gran parte congetturale, è stata definita prebiotica. In un ambiente del tutto inospitale si formarono le prime molecole organiche. In presenza di acqua si produssero amminoacidi, zuccheri, lipidi, basi azotate e altre piccole molecole che sono state definite brodo primordiale. Comunque sia, per 0,8 miliardo di anni, con ogni probabilità, questo pianeta non ospitò alcuna forma di vita. Sulla scorta di testimonianze fossili ricavate da rocce molto antiche, note come stromatoliti, si ritiene che le prime forme di vita possono essere apparse 3,5-3,7 miliardi di anni fa. Si originarono semplici organismi unicellulari appartenenti ai domini dei Bacteria e degli Archea, tutti privi di nucleo, cioè procarioti. Come mirabilmente dimostrato da William Schauf, alcune di queste forme fossili, denominate cianobatteri, sono molto simili a specie attuale. Ciò suggerisce che l'evoluzione non sia un semplice processo lineare che porta a organismi complessi, senza escludere peraltro che qualche forma di vita possa essere giunta dallo spazio portata da meteoriti, secondo un'antica ipotesi denominata panspermia. Questi organismi divennero ben presto i dominatori del precambriano, tanto che il paleontologo di Harvard, Stephen Jay Gould, non ha esitato a definirli i dominatori della biosfera. Esistevano 3,7 miliardi di anni fa, sono tuttora gli organismi più diffusi, saranno ancora presenti quando noi non ci saremo. Comunque sia, questi procarioti sono responsabili di fondamentali eventi nella storia della vita. I cianobatteri, essendo dotati di un apparato fotosintetico capace di liberare ossigeno,
circa 2 miliardi di anni fa causarono un drastico cambiamento nella composizione dell'atmosfera, che da riducente, ossia con poco ossigeno, si tramutò in ossidante, cioè ricca di questo elemento. In tali condizioni la respirazione, intesa come un meccanismo per produrre energia, fu potenziata perché le molecole utilizzate come substrato erano degradate con una migliore efficienza dai batteri aerobi. Il secondo straordinario evento concerne la nascita delle prime cellule eucariote, cioè gli eucaria, uno dei più problematici enigmi nella storia della biologia evoluzionistica. Questo mistero fu in parte risolto da una grande microbiologa, Lynn Margulis. Sulla base di precedenti intuizioni, ella ripropose l'originale e rivoluzionario meccanismo denominato endosimbiosi, che spiega molto bene l'origine di mitocondri, sede della respirazione, e cloroplasti, sede della fotosintesi. L'idea è molto semplice e intuitiva. In un mondo di procarioti, dove la cellula più grande mangia, o meglio fagocita la più piccola, accadde che alcune di queste cellule fagocitate, invece di essere degradate, iniziarono una convivenza che ha radicalmente cambiato la storia della vita. Ebbene, nell'attuale clima accademico, caratterizzato da un'ossessiva attenzione per la valutazione della ricerca, è utile ricordare che il lavoro della Margulis fu rifiutato da 15 riviste, prima che ne fosse capito il valore innovativo e ne fosse approvata la pubblicazione. L'ossigeno e le cellule eucariote poterono poi innescare una nuova grande transizione, il passaggio da organismi unicellulari o al più coloniali a quelli pluricellulari. I primi tentativi si verificarono già verso la fine del Precambriano. In particolare mi riferisco a specie a corpo molle che formavano la fauna di Ediacara, in Australia, nonché a alghe e invertebrati della fauna di Doushantuo, in Cina, a testimonianza di una pluralità di tentativi e di contingenze ambientali. Tuttavia questi organismi non ebbero un grande successo. Dobbiamo così attendere il periodo cambriano, circa 543 milioni di anni fa, per assistere a un'incredibile fioritura di forme di vita o radiazione adattativa. In un arco di tempo relativamente breve si originò una moltitudine di specie pluricellulari i cui fossili ci rivelano tutti i tipi di piani corporei a noi noti. Questa incredibile scoperta risale al 1909, quando Charles Doolittle Walcott organizzò una serie di scavi in un sito della British Columbia, in Canada, denominato Burgess Shale. Divenne ben presto palese che ci trovavamo di fronte a uno dei più importanti ritrovamenti nella storia della paleontologia. Per sottolinearne l'importanza, Gould affermò che la storia della vita animale dopo il Cambriano consiste in poco più che semplici variazioni anatomiche su temi già apparsi. Successivamente, grazie al lavoro di due dottorandi, Simon Conway Morris e Derek Briggs, furono accuratamente riclassificati i fossili scoperti da Walcott. Tra questi compare anche un piccolo cordato, apparentemente un verme, che Conway Morris denominò Picaia gracilens. Il suo piano strutturale è in sostanza quello dei precursori di tutti i vertebrati e quindi anche dell'uomo. Dopo questo evento, giustamente definito esplosione del Cambriano, nell'arco di 500 miliardi di anni la vita poté dispiegarsi nell'acqua e infine sulla terraferma, fino ai nostri giorni. Non è stato un percorso facile verso la complessità. Certamente apparvero numerose specie appartenenti a differenti gruppi di organismi marini, poi anfibi, insetti, rettili, fino a giungere agli uccelli e ai mammiferi, in un percorso sempre strettamente legato a vari giardini dell'Eden, popolati sulla terra emersa da briofite, pteridofite, gimnosperme e infine da angiosperme. Questa storia è stata però segnata anche da immani catastrofi, come documentato da David Raup dell'Università di Chicago. Nel solo lasso di tempo che va dal Cambriano ai giorni nostri sono state descritte 5 grandi estinzioni di massa. Quella occorsa verso la fine del Permiano, circa 248 milioni di anni fa,
comportò la scomparsa di oltre il 90% delle specie note. Ancora più importante, almeno per noi, fu quella verificatasi durante il Cretaceo, circa 65 milioni di anni fa. Probabilmente causata da una meteorite, determinò la scomparsa dei dinosauri e l'ascesa dei mammiferi, rendendo possibile la successiva apparizione dell'uomo. Prima un cespuglio di ominidi, poi, da non più di 13.000 anni, solo Homo sapiens, la nostra specie. La più attendibile spiegazione scientifica dell'evoluzione della vita rimane la teoria darwiniana per selezione naturale, definita anche adattazionismo. L'artefice di questa straordinaria rivoluzione, un cambiamento di paradigma, è stato Charles Robert Darwin. Dopo un viaggio di circa 5 anni attorno alla Terra sul brigantino Beagle e dopo più di 20 anni di studio e riflessioni sui dati raccolti, Darwin pubblicò nel 1859 il suo capolavoro, L'origine delle specie per selezione naturale, la cui prima edizione fu esaurita in un sol giorno. Questa teoria si basa su 2 assunti. In primo luogo, che all'interno di una popolazione coesistano forme diverse per uno stesso carattere, con differenti capacità adattative, cioè di fitness, si dice. In secondo luogo, che su questa variabilità fenotipica agisse la selezione naturale. Operando una cernita, essa conduce alla sopravvivenza del più adatto, il quale potrà così avere una prole più numerosa. Anche se Darwin non ne conosceva le modalità, questo meccanismo implica che questi caratteri siano trasmissibili da una generazione all'altra. Ma la storia della vita non è riducibile solo a continui cambiamenti lungo una stessa linea evolutiva. È anche una storia di continue biforcazioni, di divergenze che danno origine a nuove specie e quindi a nuove linee evolutive. Da questo modello, come intuito da Darwin, si possono inferire 2 importanti conseguenze. La vita ha un'unica storia. Da un progenitore comune, ora identificato con l'acronimo LUCA, ovvero Last Universal Common Ancestor, la vita si sarebbe dispiegata lungo la storia geologica della Terra per dare origine alle straordinarie forme che ora ci appaiono filogeneticamente interconnesse nell'albero della vita. Simile poetica visione è stata confermata da studi di genomica comparata, da cui si è potuto evincere che circa il 40% dei geni di Homo sapiens ha un'origine batterica e il 90% del nostro genoma è identico a quello degli scimpanzé. Non spaventiamoci comunque, ci sono delle significative differenze tra noi e gli scimpanzé. La seconda conseguenza riguarda il modello evolutivo, che per Darwin è descrivibile come un processo continuo e progressivo, basato sull'accumulo di mutazioni genetiche favorevoli, responsabili dell'insorgere di nuovi caratteri. Ebbene, come vedremo, su questo aspetto il dibattito è ancora aperto. Nell'origine delle specie, Darwin prudentemente evitò di parlare dell'uomo. A questo delicato tema dedicò la sua seconda opera, L'origine dell'uomo, del 1871, in cui descrisse un secondo meccanismo evolutivo. Accanto alla selezione naturale, egli suggerì la selezione sessuale, incentrata sulla scelta del partner. Questo argomento, era da attenderselo, alimentò un forte dibattito che è giunto fino ai nostri giorni. Se ora ci immergiamo nel clima vittoriano e sostanzialmente creazionista dell'Inghilterra ottocentesca o più in generale dell'Occidente, possiamo cogliere un misto di sbigottimento ed entusiasmo per questa nuova visione. Come ogni grande rivoluzione scientifica, la teoria darwiniana risentì del contesto culturale allora dominante in Inghilterra, un paese che aveva intrapreso un'industrializzazione selvaggia e un'altrettanto dirompente espansione coloniale. In questo clima Darwin scoperse l'opera dell'economista Thomas Malthus, che si tramutò in una vera e propria epifania. Comprese che finalmente aveva una base teorica su cui lavorare. Secondo Malthus, la popolazione umana continua a crescere finché le risorse di alimenti sono sufficienti, dopodiché i più svantaggiati sono destinati a soccombere.
L'intuizione di Darwin consistette nell'estendere questo modello dalla società umana ai regni vegetale e animale. Questa interpretazione fu resa ancora più radicale quando Darwin, ispirandosi a Herbert Spencer, fautore di un liberismo sfrenato, parlò di lotta per la sopravvivenza, anche se più tardi se ne pentì. D'altro canto Spencer ha sfruttato a proprio vantaggio un'interpretazione impropria del darwinismo per giustificare la sua brutale teoria economica. Purtroppo una distorta lettura della storia della vita e del darwinismo incombe anche ai nostri giorni. Le sue forme più note sono la sociobiologia e la psicologia evoluzionistica, che vorrebbero ridurre tutti i fenomeni sociali a un'interpretazione di tipo darwiniano. A mio avviso è una prospettiva che non può essere accettata, perché trasformerebbe una legittima teoria scientifica in ideologia. Ciò non preclude che questa teoria, proprio per il suo grande valore euristico, possa essere utilizzata anche in altri campi della conoscenza e più in generale per capire la società. Può bastare un semplice esempio, la cultura. È ormai evidente che l'uomo modifica il suo ambiente, cioè la sua nicchia, a proprio vantaggio. Facendo ciò accresce le sue possibilità di sopravvivenza, influendo così sulla sua stessa traiettoria evolutiva. In questa intersezione tra natura e cultura è forse bene sfatare un altro luogo comune, dilagante non solo nel mondo accademico, la ricerca dell'eccellenza. A parte il fatto che questo termine è spesso utilizzato in chiave autoreferenziale, la natura non ricerca l'eccellenza, perché un organismo perfetto in un dato contesto soccomberebbe a fronte di modifiche dello stesso. Molto più efficace è l'immagine di una natura un po' imperfetta che agisce come un artigiano, un bricoleur, utilizzando l'elegante metafora di François Jacob. Il messaggio è chiaro, è importante essere bravi, forse ottimi, mai eccellenti. Riprendiamo ora il nostro filo conduttore, il darwinismo. Questa teoria è stata criticata anche da vari studiosi, ciò non deve stupire. È il sale della scienza. Così, all'inizio del Novecento, il darwinismo dovette superare l'apparente conflitto con la nascente genetica mendeliana. Questo contrasto fu però brillantemente superato nella prima metà di quel secolo. Vi contribuirono due gruppi di scienziati. Da un lato dei matematici genetisti, Fisher, Helden, Wright, dall'altro diversi naturalisti, Mayr, Dobzhansky, Stebbins, Huxley, Simpson. Alla fine di questa rivisitazione, il darwinismo ne uscì corroborato all'interno della nuova sintesi o neodarwinismo. Questa nuova teoria fu recepita quasi come un dogma, almeno fino al 1972, quando due coraggiosi paleontologi, Niles Eldredge e Gould, introdussero la teoria degli equilibri punteggiati. Diversamente da Darwin, che concepiva l'evoluzione della vita come un fenomeno continuo e progressivo, essi la descrissero con un modello discontinuo, segnato da lunghi periodi di stasi, dove le specie rimangono sostanzialmente stabili, interrotti, cioè punteggiati, da brevi periodi in cui compaiono nuove specie. Accolta come un'eresia, questa teoria fu duramente combattuta dai neodarwinisti, ma ebbe il merito di aprire un confronto, si badi bene solo sul meccanismo, tra i biologi evoluzionisti, che Eldredge non tardò a definire il dibattito alla tavola alta dell'evoluzionismo. Proprio alla vigilia del centenario della morte di Darwin, Gould e Richard Lewontin, in un saggio pubblicato nei prestigiosi Proceedings della Royal Society, sferrarono un duro attacco alla concezione puramente adattazionista del darwinismo, che ironicamente paragonarono all'atteggiamento assunto dal dottor Pangloss. Personaggio del Candide di Voltaire, egli asseriva di avere il naso per portare gli occhiali. Ispirato dalla visione dei pennacchi, o spandrels in inglese, della cupola della Basilica di San Marco, Gould sostenne che alcune strutture degli organismi non hanno sempre un immediato significato adattativo. Possono essersi evoluti per svolgere un'iniziale funzione, ma poi sono state cooptate o exaptate, dall'inglese exaptation, per svolgerne un'altra.
Ad esempio, le piume degli uccelli si sono inizialmente evolute come mezzo di termoregolazione del corpo, ma poi furono cooptate e esattate come strumento di volo. Questi contributi hanno permesso di estendere le chiavi di lettura del processo evolutivo. Ora si confrontano due linee di pensiero. Da un lato vi sono gli ultradarwinisti, i quali ritengono che l'evoluzione sia totalmente spiegabile con il binomio variazione fenotipica selezione naturale, con i geni al centro del processo. Dall'altro lato vi sono i pluralisti, ora confluiti nel programma denominato sintesi estesa, i quali a loro volta ritengono che, accanto alla spiegazione darwiniana, vi siano anche altri fattori, simbiogenesi, vincoli strutturali, cooptazione, eccetera. Particolare rilevanza assume l'approccio evo-deo, cioè biologia evolutiva dello sviluppo, mirabilmente descrittoci da Alessandro Minelli in Le forme del divenire. Nel promuovere una sintesi tra biologia dello sviluppo e biologia evolutiva, evo-devo ci ha rivelato che l'evoluzione è soggetta a vincoli strutturali, non tutte le forme sono possibili, e spesso utilizza moduli, cioè strutture precostituite, nell'originare nuove forme. Tutte queste modalità comunque non sfuggono alla selezione naturale, la quale rimane il più efficace filtro della vita. Ciò che le differenzia è il processo sotteso per giungere ai nuovi caratteri oppure le loro modalità di utilizzo. La competizione rimane comunque un meccanismo fondamentale per la selezione naturale, benché, come ora cercherò di illustrare, altrettanto potente si rivelerà quello basato sulla cooperazione. Il filosofo teologo ebreo Martin Buber, parafrasando l'inizio del Vangelo di Giovanni, ha affermato: in principio era la relazione. In effetti, se riflettiamo solo un attimo, ci rendiamo conto che questo concetto pervade tutta la natura e in particolare i fenomeni vitali. Anche la stessa competizione implica una relazione, seppur di tipo conflittuale. Ma questo principio diviene ancora più rilevante se lo consideriamo nel contesto della cooperazione. Il suo ruolo nella storia della vita fu suggerito da Pierre Kropotkin, anarchico e biologo russo che intravide nel mutuo soccorso la forza propulsiva dell'evoluzione. La cooperazione tra specie diverse all'interno di una specie è sempre stata recepita come un'eresia dai neodarwinisti che, con argomentazioni talvolta discutibili, hanno cercato di ricondurla a forme mascherate di competizione. Eppure lo stesso Darwin si era già posto il problema e lo aveva in parte affrontato osservando il comportamento di animali che manifestano stili di vita sociali, anche se a dire il vero in pochissime linee evolutive, tra le quali vi sono gli insetti sociali e naturalmente l'uomo. Tuttavia, se la cooperazione viene intesa in senso estensivo priva di una connotazione antropomorfica, essa diviene un principio che opera a diversi livelli di scala, dalle molecole fino alle società umane. Questo nuovo approccio è stato ora fortemente rivalutato ed esteso da un brillante matematico biologo, Martin Nowak. L'interesse di questo studioso per la cooperazione risale agli anni 90 del secolo scorso, quando prima a Vienna e poi a Oxford con Bob May sviluppò i primi modelli. Dopo quasi 20 anni giunse a formulare 5 modalità, descritteci in un articolo apparso nel 2006 sulla rivista Science e ora divulgate in un appassionante libro, Super Cooperatori. Esse sono la reciprocità diretta, la reciprocità indiretta, i giochi spaziali, la selezione di gruppo e la selezione di parentela, tutte corroborate da dimostrazioni basate su rigorosi algoritmi e simulazioni computazionali. Il primo meccanismo, la reciprocità diretta, si ricollega al ben noto gioco definito dilemma del prigioniero. Discussa per anni, questa strategia fu inquadrata nella storia della vita da Robert Rivers e identificata pure con tit for tat. In altri termini, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Il meccanismo si basa su ripetuti incontri tra due persone, le quali, attraverso promesse mantenute o non mantenute, capiscono se chi hanno di fronte è un cooperatore oppure un defezionista. Si tratta di una strategia che, massimizzando il proprio vantaggio,
porta razionalmente quasi sempre al tradimento, cioè alla defezione. Allora dobbiamo chiederci perché si è evoluta la cooperazione? Lo capiremo tra poco. La reciprocità diretta ha un limite palese, si realizza solo tra due individui che non sono rappresentativi di una popolazione. Questa difficoltà è stata aggirata dal meccanismo di reciprocità indiretta, una modalità introdotta da Richard Alexander. In questo caso dei soggetti interagiscono uniformemente tra di loro, stabilendo relazioni di tradimento oppure di cooperazione. Da questo scenario prima o poi emergerà la figura che ha una migliore reputazione, cioè colui che defeziona o tradisce di meno. Oserei dire un vero leader. Questo atteggiamento non è però una novità. Se 2 millenni fa l'Evangelista Luca al versetto 6,38 poté affermare «Date e vi sarà dato». La scacchiera della vita fa il suo ingresso con i giochi spaziali, che a loro volta sopperiscono a un ulteriore limite, l'omogeneità del modello di reciprocità indiretta. Questo nuovo approccio trova il suo fondamento nei lavori di Stephen Wolfram, il quale implementò al computer gli studi teorici di fisici statistici relativi al concetto di automa cellulare, inteso come sequenza astratta di celle programmate per eseguire regole di massa, cioè dei robot. Sulla base di queste premesse, Novak ha dimostrato che in un mondo strutturato a 3 dimensioni, la cooperazione può emergere spontaneamente per prosperare anche in assenza di menti pensanti, ad esempio tra semplici molecole. In questo caso i gruppi che cooperano possono prevalere sui defezionisti anche se accerchiati. Potremmo dire l'unione fa la forza. La cooperazione in tal modo produce complessità su cui successivamente agisce la selezione naturale. Siamo così giunti al quarto modello, la selezione di gruppo. Intuito già da Darwin, questo meccanismo fu reintrodotto nel 1962 dallo zoologo ecologo Vero Wayne Edwards. Questa proposta scatenò un confronto che è giunto fino ai nostri giorni. In breve, gli organismi di un gruppo che cooperano al loro interno hanno una fitness superiore a quelli di gruppi in cui la collaborazione è scarsa. Questo modello introduce una novità. La selezione può operare a più livelli, di individuo e di gruppi. La selezione di gruppo è ora supportata anche da prove empiriche. Questa visione gerarchica della selezione naturale fu peraltro suggerita da Gould e Elisabeth Vrba ancora nel 1982 ed estesa da Eva Jablonka e Marion Lamb in L'evoluzione a 4 dimensioni, dove sono descritti 4 livelli: genetico, epigenetico, comportamentale e, per quanto riguarda l'uomo, simbolico. Il quinto e ultimo modello è rappresentato dalla selezione di parentela o kin selection. L'idea fondamentale è molto semplice. Fu enunciata con una spiritosa espressione dall'eclettico John Heldon. Sono pronto a sacrificare la mia vita per salvare 2 fratelli oppure 8 cugini. Questo approccio rigorosamente genetico-parentale fu ripreso da John Maynard Smith e poi formalizzato da William Bill Hamilton, che lo espresse in una semplice formula, R maggiore di C fratto B, dove R è il coefficiente di rapporto di parentela, C il costo e B il beneficio. Non vi è dubbio che questo modello risente della visione genecentrica resa famosa da Richard Dawkins nell'ormai celebre Il gene egoista. Secondo Dawkins, al centro della vita vi sono solo i geni che, come tiranni, perpetuano se stessi utilizzando i corpi come semplici vettori. La selezione di parentela, anche se apparentemente plausibile, è ora fortemente criticata da Luigi Luca Cavalli Sforza, che ne ha messo in luce i limiti, ma anche chi, come Edward Wilson, l'aveva accolta e difesa, l'ha ora abbandonata. Un cambiamento di fronte che gli è costato una dura reprimenda da parte di Dawkins. Come suggerito da Novak, la selezione di parentela è probabilmente valida solo in alcuni casi. Se ora ripercorriamo alcune tappe della storia della vita, ci rendiamo conto che la cooperazione ha svolto un ruolo decisivo accanto alla competizione.
Già nel brodo primordiale, semplici molecole poterono cooperare, unirsi insieme, per formare macromolecole capaci a loro volta di autoassemblarsi per formare quella piccola quantità di materia organizzata che definiamo cellule, in grado di ricavare energia dall'ambiente per vivere, riprodursi e alla lunga anche evolvere. Fiorirono così i primi procarioti che poi, con una straordinaria transizione dalla competizione alla cooperazione, permisero la nascita di cellule eucariote, da cui si formarono gli organismi pluricellulari. Non si è trattato sempre di un processo verso la complessità. Ce lo testimoniano i cianobatteri descritti all'inizio. Sicuramente questo processo è stato segnato anche da eventi casuali, dalla contingenza e dall'emergere di proprietà nuove, non riducibili alle loro componenti, nonché da rotture di simmetria. Si pensi, in quest'ultimo caso, a un fiore a simmetria raggiata rispetto a un fiore a simmetria bilaterale. Si tratta di modalità che sfuggono, questo è importante, al determinismo biologico, ma che nel contempo arricchiscono la creatività della vita. Possiamo allora affermare che more is different, di più è diverso, utilizzando il titolo di un articolo del 1972 di Philip Warren Anderson, apparso su Science, una pietra miliare nella storia della scienza. Solo negli ultimi 3 minuti di questo percorso è comparso un cespuglio di ominidi, se rapportiamo la storia della Terra a 24 ore. Nei 2 secondi finali è emerso pure Homo sapiens, per il quale il ruolo della cooperazione è divenuto più complesso e talora problematico. Nella storia dell'umanità la nascita del linguaggio, occorsa negli ultimi 600.000 anni, è forse il più strabiliante evento della sua evoluzione. È il passaggio che di più ha contribuito a definirne le peculiarità. Il linguaggio, frutto dell'abilità di assemblare simboli fonetici, deve essersi evoluto con la necessità di cooperare in società che diventano sempre più articolate. Ma il linguaggio, come sottolineato dal paleoantropologo Jan Tattersall, ebbe un ruolo cruciale anche nella nascita del pensiero cognitivo e simbolico, dato che consentì la produzione di un numero infinito di affermazioni utilizzando un numero finito di elementi, la porta d'ingresso verso la poesia e la narrativa. Questa grande scoperta fece da catalizzatore di altre rivoluzioni nella storia dell'uomo, prima fra tutte l'agricoltura in almeno 10 diversi siti sparsi sulla Terra. Circa 10.000 anni fa l'uomo poté così sostanzialmente lasciare la sua vita di cacciatore e raccoglitore per diventare un agricoltore allevatore. La scoperta dell'agricoltura appare legata a un utilizzo diffuso di tecnologie. Prima di allora però già Homo habilis si era ingegnato a costruire vari utensili atti a risolvere problemi di sopravvivenza, ma poi con Homo sapiens anche oggetti che miravano a soddisfare esigenze estetiche. Possiamo perciò affermare che le tecnologie da quasi 100.000 anni hanno accompagnato la storia dell'umanità. Si è trattato di un percorso che, secondo William Brian Arthur, è avvenuto attraverso meccanismi che ricordano in parte l'evoluzione biologica. Le nuove tecnologie sono infatti molto spesso costruite a partire da altre preesistenti per semplici riadattamenti attraverso un processo combinatorio e cumulativo che appare inarrestabile. Questa transizione, legata a un uso intensivo di tecnologie, rese possibile la nascita di società che espressero grandi culture e religioni. Certamente si trattò di un passaggio che richiese un ulteriore livello di cooperazione, ma, dobbiamo ammetterlo con franchezza, anche tutta una serie di problemi che ora dobbiamo affrontare in modo non di rado drammatico. Che cosa possiamo dire, giunti a questo punto, sul binomio competizione versus cooperazione? La competizione è indubbiamente uno dei motori della storia della vita. Forse però l'uomo l'ha fatta degenerare, trasformandola in uno strumento per la conquista di un potere spesso fine a se stesso. Se la competizione così intesa è finalizzata al solo successo, inevitabilmente ci porterà a un suicidio collettivo. Come sottolineato da Novak, la vita intelligente è fragile, non sembra durare a lungo. Ecco perché l'uomo deve ritrovare il senso profondo della cooperazione presente nella natura, perché solo l'uomo è stato capace di trasformarla in solidarietà, nel dono di sé,
in amore per il prossimo. Ce lo testimoniano diverse culture. Tutte ruotano attorno alla regola aurea del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, comune alla cultura greca, al cristianesimo, all'ebraismo, all'induismo, al buddismo e al taoismo. A mio avviso ciò implica anche una capacità di andare oltre le apparenze e di trascendere la realtà. In tal modo la cooperatività, che traspare dallo studio della natura, può assumere un nuovo significato, cioè essere la fonte di un nuovo ethos, perché, come affermato da Novak nelle battute conclusive del suo avvincente libro, le civiltà che avranno risolto il problema della cooperazione sopravvivranno nel cosmo. È solo sperare che l'elenco dei super cooperatori di successo includa quelle forme di vita basate sul carbonio che chiamiamo esseri umani. In questa grande avventura ognuno ha un ruolo da svolgere. Il successo dipende da tutti. Dopo aver letto questo invito mi sono ricordato di un passo di profonda saggezza biblica, quando il profeta Geremia al versetto 21-18 afferma: «Ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della morte». Desidero concludere questa mia prolusione dedicandola a 3 grandi, straordinari super cooperatori che hanno fatto parte della rete della mia vita. Ernesto Illy, dottore honoris causa dell'Università di Udine, Erasmo Marrè, fondatore della fisiologia vegetale italiana, e Don Gilberto Pressacco, studioso del cristianesimo aquileiese. Grazie per la vostra pazienza e attenzione. Ecco, dopo questa bellissima prolusione che è nella tradizione e nello spirito dell'università, adesso invito la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dottoressa Deborah Serracchiani, a fare il suo intervento. Magnifico Rettore, onorevole Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, signor Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, professori e studenti, gentili ospiti e autorità tutte. È con un senso di profondo rispetto e di intimo orgoglio che mi rivolgo a voi in questo scelto uditorio. È il rispetto che si deve a un'istituzione che raccoglie, tramanda e arricchisce al massimo livello la tradizione di studi e ricerche su cui si fondano le discipline e le scienze che tuttora disegnano la fisionomia di un modello di civiltà libero e aperto. Peculiarità che fin dalle origini si è accompagnata all'internazionalità. Nelle università gli studenti e i docenti provenivano da regioni diverse e avevano il privilegio di studiare o lavorare in un istituto che godeva di sempre ampi margini di autonomia. Ma non mi nascondo l'orgoglio di poter, in questo caso per la prima volta, rivolgere il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia all'Ateneo Friulano, all'apertura del suo anno accademico. È l'orgoglio che deriva dalla consapevolezza dell'eccellenza del vostro lavoro, del ruolo fondamentale che l'università svolge per contribuire all'innalzamento sociale, economico e culturale del nostro territorio. È una missione particolarmente importante, dal momento che la crisi che stiamo attraversando non è solo di matrice economico-finanziaria, ma è anche sociale, culturale, politica, vorrei dire etica. Siamo di fronte alla messa in discussione epocale di un modello di crescita che sta modificando profondamente gli equilibri dell'economia mondiale. È vago il ruolo futuro del continente Europa, che oggi si trova più debole, più isolato, più incerto di quanto lo sia mai stato prima dal dopoguerra. Le ricchezze crescono, ma in altre parti del mondo, e la sponda mediterranea sembra rimanere marginale rispetto agli orizzonti progettuali dei paesi più forti. L'Italia patisce più di altri il peso delle mancate riforme, della modernizzazione incompiuta, delle 1000 emergenze che pressanti richiedono innovate capacità professionali, decisionali e finanziarie. Tra le molte difficoltà determinate da uno scenario politico complesso, sul piano nazionale ci si sta tuttavia indirizzando, sia pure con un grave ritardo,
verso una stagione di riforme, tese a impedire che il Paese imbocchi definitivamente la strada del declino e a gettare le basi dell'irrinunciabile ripresa. Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia sta producendo uno sforzo straordinario. Siamo impegnati da un lato in trattative ai tavoli governativi per impedire che alcune grandi crisi industriali localizzate si concludano con la desertificazione produttiva di interi territori. Dall'altro guardiamo con attenzione al tessuto delle piccole e medie imprese, alle cui esigenze di consolidamento si vuole rispondere in primo luogo sul fronte dell'accesso al credito. A tale proposito la Regione ha stipulato di recente un accordo con le banche, finalizzato alla rivitalizzazione dei principali strumenti finanziari dell'amministrazione per il mondo economico, individuati nel Fondo di rotazione per le iniziative economiche e nel costituendo Fondo di sviluppo. Ci guida la consapevolezza che per poter agganciare la ripresa occorre rilanciare la competitività territoriale del Friuli-Venezia Giulia nel suo complesso. Da qui l'impegno sulle infrastrutture, sulla semplificazione, sul taglio e sul riorientamento delle spese improduttive, accompagnate dalla revisione della macchina amministrativa. Le ambiziose azioni legislative che abbiamo intrapreso con il riordino del sistema degli enti locali e che hanno trovato un larghissimo consenso nel Consiglio regionale ridurranno le intermediazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, renderanno più rapida ed efficiente la burocrazia, abbatteranno significativamente i costi di funzionamento. Rappresentano anche, ne siamo convinti, un esempio virtuoso di esercizio dello Statuto di autonomia. Tuttavia la priorità per la Regione in questo momento è il lavoro. Continuano ad essere fondamentali le varie forme di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi, ma altrettanto importanti e strategiche sono le politiche attive del lavoro e per queste puntiamo a impiegare proficuamente le risorse della programmazione comunitaria 2014-2020. Certamente la ripresa passa soprattutto attraverso l'impostazione di una seria politica industriale, sostenuta da investimenti in grado di riavviare la crescita, ma si deve anche parallelamente provvedere alla realizzazione virtuosa e integrata delle politiche attive del lavoro per rafforzare la capacità occupazionale delle persone, specie di quelle che la crisi pone in condizioni di svantaggio. Per questo la Giunta regionale ha approvato e sarà operativo entro poche settimane il piano d'azione per il sostegno, il rientro o la permanenza nel mercato del lavoro, che conta complessivamente su una disponibilità finanziaria di poco meno di 20 milioni di euro, derivanti dal piano di azione e coesione definito a livello nazionale, e prevede misure capaci di accrescere le competenze delle persone ed accompagnarle nella ricerca di un posto di lavoro. In particolare siamo impegnati nel contrasto della disoccupazione giovanile, che ha raggiunto livelli impensabili anche nella nostra regione. Il Friuli-Venezia Giulia sarà dunque la prima regione italiana a sperimentare la garanzia giovani, la misura introdotta dal governo Letta per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Formazione, informazione, studio e avviamento al lavoro sono le tappe del percorso per cui verranno impiegati 12 milioni di euro in un progetto rivolto ai nostri giovani dai 15 ai 24 anni, che coinvolgerà anche i laureati con percorsi di studio post-laurea. Siamo anche convinti che occorre sostenere la nascita di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza, capaci di investire nell'innovazione e nella creatività e nei processi di internazionalizzazione. Sono dunque innumerevoli e consistenti i motivi per cui la Regione Friuli-Venezia Giulia assegna al proprio sistema universitario, Trieste, Udine e Sissa, un ruolo centrale come motore dello sviluppo socio-economico del territorio, sostenendo una sempre maggiore integrazione e collaborazione fra gli atenei, per accrescerne la competitività sul piano nazionale ed internazionale. Penso di trovarvi d'accordo riflettendo sul fatto che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, dedicato all'università, può essere compiutamente compreso e interpretato solo in stretta correlazione con gli altri articoli, in particolare quelli da cui si desume l'ispirazione e la finalità di fondo della nostra Carta fondamentale. Lo ricordo perché vorrei sottolineare quanto autorevolmente sia attestato il fatto che le attività delle università siano chiave per attingere l'obiettivo di una nuova, necessaria inclusione e coesione sociale. Ecco una prospettiva da cui guardare ai nostri atenei, allora che entrano in relazione con il territorio regionale. Sostenere la ricerca, la didattica e la trasmissione delle conoscenze contribuisce alla crescita competitiva delle nostre imprese artigianali, industriali e di servizio, ed è al contempo un investimento strategico per lo sviluppo di ciò che è alla base di tutto, la persona umana nelle sue diverse attitudini, a cominciare dal lavoro. Consideriamo le straordinarie competenze del nostro sistema universitario
come un formidabile propulsore per migliorare la qualità della vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, affiancando queste competenze alle politiche regionali. Si pensi esemplarmente a campi di intervento come il miglioramento dei nostri centri urbani, per risanarli oppure renderli più efficienti e intelligenti, il risparmio energetico, la valorizzazione dei patrimoni culturali, la messa in sicurezza del territorio, la bonifica e il riuso dei siti industriali dismessi, il servizio sanitario regionale, la diffusione dell'alfabetizzazione informatica. Si tratta di realizzare un'osmosi in termini di conoscenze, ma anche di capitale umano, tra le università, le istituzioni e il nostro tessuto produttivo. È un trasferimento tecnologico inteso in senso lato, che si può considerare una vera e propria terza missione. Per sostenere questa missione, la Regione vuole favorire una virtuosa e produttiva alleanza tra università, parchi tecnologici e imprese, che abbiano come parole d'ordine l'innovazione e l'internazionalizzazione, con una maggiore mobilità di laureati, dottori in ricerca, assegnisti di ricerca, dalle università alle imprese. Puntiamo con convinzione a sviluppare un sistema integrato della conoscenza. Dal momento che la concorrenza oggi si gioca non fra singole università, ma fra piattaforme territoriali della conoscenza su scala globale, sottolineo con forza il rilievo fondamentale che assume l'esigenza di consolidare un'alleanza tra i nostri atenei. È proprio a tal fine che la legge regionale del 2011, che ricordava prima il magnifico rettore, la bozza del cui regolamento di attuazione è stata inviata alle università la scorsa settimana e siamo in attesa delle osservazioni dei due magnifici rettori, è stata emanata una legge sul finanziamento del sistema universitario regionale, in base alla quale le risorse sono assegnate a fronte di obiettivi misurabili per promuovere l'eccellenza e la collaborazione fra atenei. Con la legge è stata costruita una conferenza del sistema universitario con funzioni di impulso e di proposta. In sintonia con questi indirizzi, nel giugno del 2012 gli atenei di Trieste e Udine hanno sottoscritto un accordo per costruire un modello federativo, primo esempio italiano di integrazione universitaria avanzata, tanto da candidarsi agli incentivi ministeriali previsti dalla programmazione triennale per i processi di federazione fra università. La Regione in questo senso accompagnerà ben volentieri un progetto pilota nazionale del sistema Friuli Venezia Giulia. Alla luce di una situazione resa più complessa ed emergenziale dalla crisi economica e dalle conseguenze che si stanno riflettendo sul territorio, la Regione auspica vivamente che il modello federativo sancito nell'accordo si irrobustisca sempre di più, ponendosi come snodo di relazioni progressivamente allargate in chiave di area vasta, anche transnazionale. Per quanto di sua competenza, la Regione ha già proceduto con riforme intese a riqualificare gli interventi e ottimizzare le risorse nell'ambito del diritto allo studio. Al posto dei due enti preesistenti, gli Erdisu, per Trieste e Udine, un'unica agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, Ardis. In questo stesso campo la Regione attua una serie di misure, borse di studio, sconti, alloggio, per attuare concretamente il dettato dell'articolo 34 della nostra Costituzione, secondo il quale i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di accedere ai gradi più alti degli studi. Nonostante un calo drammatico delle risorse a disposizione del bilancio, la Regione ha voluto destinare quest'anno in finanziaria impegni di spesa pari a complessivi 20 milioni di euro a favore del nostro sistema universitario, di cui 3,2 milioni destinati al Fondo per il finanziamento del sistema universitario e al funzionamento di programmi e iniziative universitari, 10,5 milioni per l'edilizia universitaria tra contributi straordinari e limiti di impegno per potenziare strutture didattiche e laboratori, 4,5 milioni a favore degli studenti tra assegni di studio, borse di studio e prestiti d'onore, 2 milioni di limiti di impegno per le case dello studente. Siamo consapevoli che di altra dimensione dovrebbero essere gli interventi della Regione a favore dell'università e che più pienamente dovremmo esercitare un positivo ruolo di indirizzo. Università, cultura, alta formazione e ricerca sono le punte avanzate sulle quali ogni società nel complesso mette alla prova le sue capacità di entrare nel futuro da protagonista oppure da gregario. Voglio assicurare tutti, e in particolare gli studenti, che nonostante i tempi difficili, la Regione non intende rinunciare a una grande e legittima ambizione, quella di continuare a essere, anche per l'eccellenza dei nostri atenei, un punto di riferimento e di snodo per l'Italia e per i paesi vicini cui siamo storicamente legati e per quelli lontani con cui le relazioni sono pur tuttavia radicate e fruttuose. Per coltivare questa ambizione non mancherà il nostro impegno, che vorremmo sintonizzato a quello di tutte le forze vive e propositive della comunità regionale, in quello spirito d'unità che spesso ho invocato come saldo scudo contro l'opera disgregatrice della crisi. So che l'università sarà tra queste forze in primissima fila.
Parafrasando la prolusione del professor Vianello, oserei dire che ci conviene cooperare tutti più che continuare a competere tra di noi. Grazie. Bene, ringraziamo il Presidente e allora adesso invito il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Rettore Professor Stefano Paleari, a fare il suo intervento. Signora Ministro, onorevole Professoressa Carrozza, Presidentessa onorevole Serracchiani, magnifico Rettore, carissimo Alberto, autorità, cari colleghi, cari studenti. Ho accolto con grande piacere l'invito del Rettore De Toni non solo a partecipare a questa inaugurazione, ma a portare un messaggio di saluto a questa importante università, alla sua città, alla sua regione. È la terza volta che partecipo all'inaugurazione del vostro anno accademico, certamente per l'amicizia che mi lega alla professoressa Compagno e all'attuale Rettore De Toni, ma anche per la grande attenzione del mondo universitario verso una giovane università che con la laboriosità e la determinazione tipiche di questa terra ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel nostro Paese. Anche per questo ho chiesto all'amico Alberto da subito di contribuire all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di università, tanto come consigliere di amministrazione della Fondazione CRUI, quanto come delegato per l'istruzione e l'alta formazione. E pensando alla città di Udine, non dimenticherò mai la foto di quella giovane donna che a pochi mesi dal sisma che colpì questa terra nel 1976 inneggiava il cartello con la scritta «Vogliamo l'università». L'università come simbolo della rinascita di una comunità. Lo è stato nei secoli passati per molte delle attuali università storiche, si pensi a Pavia. Lo è stato di recente e voi ne portate una testimonianza. Lo è ancora oggi se solo volessimo rivolgere lo sguardo all'insegnamento della storia. A un impegno analogo a quello che ha visto protagonisti friulani colpiti dal sisma siamo noi oggi chiamati e non stupiamoci che lo si debba fare nelle condizioni più difficili, nel mezzo della peggiore crisi sociale ed economica della storia repubblicana. Per rispondere a questa sfida, però, serve ancora coraggio e una classe dirigente preparata e generosa a partire dal mondo della cultura. Ma quali possono essere i punti di riferimento per evitare un destino che sembra tracciato e che trova alimento di giorno in giorno nelle drammatiche vicende che coinvolgono migliaia di famiglie e che si riflettono in insostenibili tassi di disoccupazione e di inattività anche in terre come questa dove si era persa l'abitudine a una tale convivenza? In primo luogo proviamo a chiederci perché le potenze emergenti dell'Asia abbiano da subito considerato l'università come istituzione abilitante uno sviluppo economico forte e duraturo. Gli effetti di questo percorso sono già oggi visibili e si riflettono in un minore flusso di studenti extraeuropei verso le università del nostro continente. E chiediamoci perché durante l'ultima campagna elettorale americana i candidati di entrambi gli schieramenti hanno sottolineato come una nuova prosperità americana poggia su università accessibili e forti. Il presidente Obama in particolare ha detto che la possibilità di accedere all'università non è mai stata così importante come lo è oggi. E da ultimo chiediamoci perché invece l'Europa si presenta così divisa in materia di politica universitaria, con i paesi forti che investono sempre di più e quelli deboli che invece accusano i colpi dei tagli, con il risultato che nel 2021, al termine del programma Horizon 2020, rileveremo che i paesi già più forti saranno anche quelli che avranno intercettato la maggior parte dei finanziamenti, rafforzandosi ancora di più, e che quelli più deboli dovranno affrontare più di altri i trend demografici uniti alla insostenibilità delle finanze pubbliche. Fa specie pensare che un ex premier conservatore come John Major dichiari che le condizioni di accessibilità all'università sono oggi nel Regno Unito veramente scioccanti. Mi farebbe piacere che chi si candida alla guida del nostro Paese chiarisse quale posto occupa l'università nel suo programma di governo o che almeno si chiedesse perché altrove il rilancio dell'alta educazione è uno dei principali traguardi di ogni coalizione politica e ci si divide forse sui modi, non certo sull'obiettivo.
Ho l'impressione che le derive economiche e sociali negli ultimi tempi ci portino sempre più verso i dualismi e la società duale, verso quella oligarchia del potere, del sapere e del denaro che Marc Augé individua come tendenza strisciante degli attuali paradigmi. Non devo dire a questa città che dopo la crisi finanziaria, quella economica e quella occupazionale, la crisi più grave è quella migratoria, perché sono i giovani che andandosene svuotano di talento e di competenze il nostro Paese. Non sarà certo un decreto mille proroghe, il cui nome è intraducibile in altre lingue e che tanta fatica è costata al nostro Ministro a invertire il trend. Serve altro e serve in altro modo. Lo sappiamo anche noi dentro l'università che dobbiamo fare con coraggio la nostra parte e lo sa anche il Ministro che ci sprona ogni giorno ad essere propositivi. Mi è stato chiesto di rappresentare i rettori italiani nell'ultima parte del mio mandato, in una situazione difficilissima dove sono evidenti gli effetti che le scelte politiche degli ultimi anni hanno avuto sulle università italiane. Il combinato disposto di minori risorse e minore autonomia ha portato non solo al ridimensionamento del sistema, ma lo ha anche privato della sua capacità progettuale, trasformandolo in un comparto puramente esecutivo della pubblica amministrazione. Ho accettato l'impegno della Presidenza CRUI con due obiettivi: contribuire a invertire la rotta e dare un contributo alla rinascita del sistema universitario di questo Paese, anche se questo può portare a dire cose impopolari. La prima è che non possiamo immaginare un nuovo corso se non correggiamo alcune pratiche e alcune vecchie abitudini. Sul primo punto, il Governo, pur all'interno dell'instabile quadro politico, ha dato negli ultimi mesi alcune importanti risposte. Ricordo che il primo atto del mio incarico è stato quello di chiedere all'Assemblea dei Rettori di inviare una lettera al Premier e al Ministro dell'Università in cui si chiedeva subito un impegno per i giovani e per il merito. A questa ne è seguita un'altra e un pressing inedito e propositivo sui mass media. Ciò che abbiamo ottenuto è forse ancora poco, ma qualcosa si è mosso. Nel 2014 il fondo di finanziamento ordinario non sarà ancora in riduzione rispetto all'anno precedente. È stato integrato il fondo per il diritto allo studio, sono stati rivisti i parametri di accreditamento e si modificherà il modello che porta all'attribuzione del turnover alle singole università. Certo questo non è sufficiente, non cancella i tagli passati, rappresenta però una timida inversione di trend, ricordiamolo, in un anno in cui il prodotto interno lordo si è ridotto ulteriormente dell'1,8% e la produzione industriale viaggia su valori inferiori di oltre il 20% a quelli del 2008. Ancora aspettiamo un intervento sui giovani, a proposito del quale mi sono permesso di recente di proporre un piano quinquennale per i giovani ricercatori e un credito d'imposta per ogni laureato capace di migliorare le difficili condizioni di accesso al lavoro. Sul secondo punto, quello della rinascita, abbiamo deciso di avviare un confronto su come immaginare una nuova università. Nulla sarà più come prima. A livello europeo sono stato incaricato di elaborare un perspective paper dal titolo Ripensare il futuro dell'università. La presentazione ufficiale avverrà nel corso dell'Assemblea Generale dei Rettori Europei che si terrà in aprile a Bruxelles. Vi anticipo che le sfide che ci attendono sono inedite e temerarie. Per giungere a una nuova idea di università, come Conferenza dei Rettori Italiani abbiamo voluto individuare un indice di temi sui quali svolgere considerazioni di contesto e pervenire a nuove proposte. E nel frattempo vogliamo confutare luoghi comuni tanto diffusi e talvolta tanto popolari. A volte, lo dico con il rammarico di chi coltiva il metodo scientifico, cose ripetute infinite volte, anche se non dimostrate, vengono accolte come verità rivelate, come assiomi, direbbero i matematici. Vivo da quasi 5 anni un'esperienza di governo dell'università, lo faccio con lo spirito del ricercatore, sempre intento a trovare qualcosa di nuovo e di controintuitivo e mi sento, ciò malgrado, ancora molto impreparato a discutere in materia di università, per la profondità storica del tema, per la complessità disciplinare e del confronto internazionale. E provo ammirazione verso alcuni opinionisti, interni ed esterni all'Accademia, che riescono a propinare soluzioni semplici per tutti i problemi dell'università italiana. Lo fanno per il mondo della cultura come per i vari settori merceologici in cui di volta in volta si cimentano. La persuasività delle loro tesi si fonda sul falso assunto che ogni episodio negativo rappresenta una pratica comune per il semplice fatto che trova ampio spazio nei mass media e diventa parte integrante dell'immaginario collettivo.
E magari sono le stesse voci che fino a prima del crack di Lehman Brothers e della crescita del debito pubblico americano in pochi anni a valori superiori al 100% del PIL sostenevano la supremazia della finanza americana rispetto al sottosviluppo europeo. Ciò che anima il dibattito che vogliamo avviare intorno a nuova idea di università non è la difesa dell'esistente dai critici di ogni parte, bensì l'apertura di una riflessione sul futuro dei sistemi di alta educazione, partendo dalla constatazione che essi sono ritenuti ovunque un prerequisito per lo sviluppo e la prosperità. Mi fermo qui e voglio dirvi che la Conferenza dei Rettori ha proposto, come ha ricordato il Rettore De Toni, la scorsa settimana, un programma di 18 semplici proposte in materia di università, molte di esse a costo zero. In questi anni il nostro impegno è stato rivolto a sopravvivere e a rispondere alle iniziative di altri, spesso privi di competenza o portatori di interessi particolari. Questo periodo è finito. Se chi rappresenta il nostro Paese e il nostro territorio vuole presentarsi con forza e dignità al tavolo dei nostri interlocutori internazionali, abbia a cuore le sorti del sapere e, soprattutto, abbia a cuore le prospettive delle giovani generazioni. Il cambiamento di cui vogliamo farci interpreti si può quindi riassumere in poche parole: portare l'università nella società, guardare l'orizzonte, assumersi la responsabilità necessaria senza sudditanza, affinché il patrimonio di cui dispone questo nostro Paese non venga disperso, affinché studenti e docenti siano i clerici vagantes del nuovo tempo, capaci di preparare un nuovo rinascimento. Noi siamo pronti e una giornata come questa è probabilmente il momento migliore per dirlo. Auguro all'Università degli Studi di Udine un buon anno accademico, che sia quello della ritrovata fiducia per un nuovo inizio. Grazie. Ringrazio il professor Paleari per questo richiamo anche ai chierici vaganti molto significativo. Adesso do la parola per le conclusioni al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, professoressa Maria Chiara Carrozza. Grazie. Buongiorno a tutti, magnifico Rettore, autorità, civili, militari, accademiche, cari colleghi, care colleghe, studentesse e studenti e personale tecnico-amministrativo. E anche i cittadini di Udine che immagino saranno presenti. Grazie per avermi invitato qui oggi a Udine in questa inaugurazione dell'anno accademico regionale. Mi è piaciuta moltissimo l'idea fin dall'inizio di partire da Udine, poi andare a Trieste, e questa voglia di inaugurare l'anno accademico insieme, stabilendo un percorso, quindi un viaggio nello spazio e nel tempo, nella storia di queste università. Come abbiamo sentito dire prima dalla Presidente Serracchiani, stanno facendo un viaggio verso una sempre maggiore collaborazione, auspicando che questa collaborazione potenzi tutte le grandi possibilità e opportunità che su questo territorio del Friuli Venezia Giulia oggi sono disponibili. È difficile da Ministro riuscire a sintetizzare le emozioni, gli spunti, anche critici, che sono venuti dalla giornata di oggi, soprattutto dalla studentessa Alice, che non vedo ma sarà da qualche parte, eccola, che è stata la più dura di tutti, ha picchiato duro sul governo, sul Ministro, sui governi precedenti, e ha però esposto una critica oggettivamente fondata su alcuni dati, cercando anche di lasciare uno spiraglio aperto, una speranza, e quindi questa speranza va raccolta dal Ministro, va raccolta nel senso migliore della politica. Oggi vediamo così degenerato il quadro politico e c'è un gran bisogno di ritrovare il dialogo fra le varie parti, le varie componenti dell'università, della società civile, del Paese, per ristabilire i giusti spazi della politica e i giusti spazi in un momento di transizione. In un momento di transizione come quello che stiamo vivendo oggi, dopo una crisi così grave, giustamente paragonata al terremoto dal professor Paleari,
anche senza avere chiaro dove stiamo andando, in un momento di grandi riforme istituzionali, chi è al governo, chi serve lo Stato, come stiamo facendo noi, chi è al governo delle istituzioni, deve rappresentare la bussola, la stabilità, la certezza che i nostri valori, i principi di solidarietà, di inclusione, di sviluppo basato sulla conoscenza vengono preservati e vengono anche rielaborati e reindirizzati verso una politica che abbia un'idea di cosa sarà il nostro Paese nel futuro. Bene, io sono venuta a Udine per capire da vicino che cosa state facendo, com'è questa comunità accademica, quali sono i progetti di sviluppo, perché credo fortemente nell'importanza del viaggio nella politica. Il viaggio, come diceva un mio illustre predecessore che ha scritto proprio un libro, Francesco De Santis, viaggio elettorale, no? Il viaggio è importante per la politica perché ti mette a confronto diretto con le facce, le espressioni, le differenze, le caratteristiche del territorio e soprattutto in Italia la provincia non è stata abbastanza valorizzata e una delle cose belle della mia attività è stata quella di riscoprire la provincia italiana, soprattutto le università, la cultura, la voglia anche di ricostruire che emerge da queste componenti della provincia che noi politici dobbiamo saper valorizzare e mettere in gioco. Ecco, la mia risposta è una risposta di semplicità, ma anche di voglia di fare. Io voglio partire dall'ottimismo di chi pensa che davvero dall'istruzione, dall'università e dalla ricerca possa rinascere questo Paese, sposato opportunamente con la cultura, e credo che dobbiamo lavorare incessantemente perché nel quadro di una politica economica per la ricostruzione di questo Paese si parta da un investimento nell'istruzione, però un investimento che non deve prescindere dall'attività e dalla voglia di questo mondo dell'istruzione, dell'università, di cambiare, di meritarsi questo investimento. Mi riferisco ad alcuni temi importanti che vorrei sottolineare brevemente, ma che possono essere degli spunti su cui lavorare. Prima di tutto il reclutamento. Abbiamo sentito prima la studentessa che parlava del reclutamento degli insegnanti. Parliamo anche del reclutamento dei professori. Noi sappiamo bene che sia nella scuola che nell'università, scusate se parlo anche di scuola, ma io sono Ministro dell'Istruzione prima di tutto e vedo l'università e la scuola come un tutt'uno, l'istruzione dei giovani italiani. Allora, prima di tutto noi dobbiamo essere capaci di dare un indirizzo unico all'abilitazione degli insegnanti, al reclutamento degli insegnanti e dei professori universitari, avere e dire che in Italia, nell'Italia del futuro, le competenze che noi ci aspettiamo dagli insegnanti, siano ben definite e condivise a tutti. Dico questo perché sia nel mondo della scuola, come giustamente Alice ha messo in evidenza, sia nel mondo dell'università, le comunità non hanno dato una grande prova di saper affrontare questo tema e mi riferisco all'abilitazione nazionale, che è ancora un settore sia nella scuola che nell'università che non ha dato grandi esiti e sul quale noi dobbiamo riflettere attentamente. Nell'università sicuramente l'abilitazione nazionale, che ha impegnato dopo molti anni di fermo e di assenza di reclutamento, ha impegnato molto la comunità accademica. Nessuno ne parla veramente perché è un tema di cui abbiamo paura e esitiamo quasi a menzionare i dati, ma i dati per la prima volta nella pubblica amministrazione sono accessibili direttamente, non c'è bisogno di accesso agli atti, sono online e quindi tutti noi ogni giorno possiamo vedere l'evoluzione, la differenza di comportamenti, la qualità del reclutamento e in questo caso dell'abilitazione nazionale. Non siamo stati capaci nemmeno di interpretarlo in un'unica maniera. Si parla di valutazioni comparative, di analisi bibliografiche, superamento delle soglie, ma ancora questo dato non è assestato nel mondo dell'università. Per cui penso che la prima risposta sia intanto osserviamo i dati, analizziamoli, però la comunità accademica dovrà una volta per tutte stabilire come si recluta, dove si recluta, sulla base di quali dati e soprattutto che competenze devono avere i professori universitari. E allo stesso modo l'università dovrà combattere e lavorare sempre di più insieme alla scuola per dire come si formano, si selezionano e progrediscono in carriera gli insegnanti della scuola italiana. Questa importante missione, su cui mi fa piacere che la vostra rappresentante degli studenti abbia messo attenzione, è un'importante missione che dall'università è sempre stata vissuta come
secondaria, non importante, marginale. Invece io sono convinta che la formazione degli insegnanti sia uno dei grandi ruoli e delle grandi funzioni che ci aspettiamo dall'università per il futuro. Quindi il primo passo sarà definire le competenze, non i diplomi, i certificati o i punteggi. Cosa dobbiamo chiedere ai nostri professori? Qual è il loro ruolo nella società del futuro? E qual è il ruolo dei corsi di laurea che noi abbiamo attivato in questo momento? Cosa dovranno essere? Che mercato del lavoro ci sarà? L'organizzazione dei saperi dell'università italiana è quella corretta per formare i nuovi laureati nel nuovo mercato del lavoro, in un mercato del lavoro che non è stabile, che è cambiato profondamente, che utilizza nuove tecnologie, nuovi mestieri che noi stessi non sappiamo capire. Dobbiamo chiederci se l'organizzazione accademica del sistema italiano è quella più adeguata o se non la dobbiamo cambiare. Secondo spunto, l'organizzazione dei saperi. Io penso che sia giunto anche il momento di affrontare con coraggio questo tema. Terzo punto, la strategia regionale. Io condivido quanto ha detto la Presidente Serracchiani, quanto ha detto il Rettore e quanto ha detto il Presidente della CRUI. Penso che in Italia ci sia un tema di coesione territoriale a tutti i livelli, fra nord, centro e sud, altrimenti la competizione, collaborazione di cui prima abbiamo sentito parlare il professore nel suo intervento non funzionerà e quindi c'è un tema di collaborazione e di disegno complessivo di coesione territoriale, soprattutto nel settore della conoscenza. Vogliamo ripristinare la mobilità interregionale? Le università non hanno senso con un bacino di utenti regionale o provinciale, peggio che mai, sarebbe la morte dell'università. Dobbiamo ritornare a occuparci di un tema di mobilità, si deve venire a Udine per studiare bene e io credo che Udine possa rappresentare davvero un punto di arrivo per tanti studenti anche di altre regioni e quindi si deve guardare a un orizzonte ampio di attrazione di cervelli e si deve guardare anche a un orizzonte nell'ambito regionale. Non è pensabile che non ci parliamo a pochi chilometri di distanza e che non immaginiamo un settore non solo in cui le università sono alleate, ma sono alleate con gli enti di ricerca. Qui avete in Friuli Venezia Giulia una quantità di enti di ricerca attivi, noti in tutto il mondo e in settori avanzatissimi. Sarebbe molto bello e opportuno avere un piano strategico regionale in cui università e enti di ricerca si parlano per trovare una vocazione territoriale in cui davvero si formi all'innovazione. Noi nel piano triennale, nel nostro piccolo, abbiamo messo proprio specificatamente un incentivo per la collaborazione fra università ed enti di ricerca, che sarebbe davvero importante per dare un segnale importante. Se ci sono enti di ricerca che operano in settori avanzati della ricerca e dell'innovazione, giustamente i corsi di laurea devono guardare a questi come sbocchi di formazione avanzata, come sbocchi di formazione di nuova imprenditoria e quindi credo che dobbiamo riavvicinare questi due mondi proprio per ritrovare la nostra vocazione all'innovazione. Ultimo punto, è un punto generale di funzione dell'università. Sono qui anche io a chiedere una maggiore collaborazione dalla elite intellettuale di questo Paese. Io penso che l'elite intellettuale, i professori, i ricercatori, gli scienziati siano rimasti un po' marginalizzati dalla vita politica e poco ascoltati e si sono anche fatti poco sentire. E mi piacerebbe che in questo piano di ricostruzione di questo Paese, parliamo di riforme istituzionali, ci fosse un nuovo ruolo per chi insegna e ha fatto tutta la vita produzione e avanzamento della conoscenza. È bene che i professori, le università siano coinvolte in questo processo di riforma del Paese. Se non arriva dall'università un'istanza di rinnovamento, di cambiamento, di riforma, da dove deve arrivare? È l'università, è la scuola che devono produrre questa voglia di investimento in conoscenza. Occorre, secondo me, una riscossa di questi mondi, una riscossa del nostro mondo. Per questo ho proposto ieri sul Sole 24 Ore un Senato delle competenze. Oltre alle autonomie regionali, che secondo me devono essere tutelate, rispettate e presenti in Senato, sarebbe anche il tempo di un Senato delle competenze, in cui lo scopo della scienza e della ricerca non siano soltanto così da grilli parlanti che esprimono le proprie teorie
inascoltati, ma siano davvero chiamati a un atto di responsabilità. Come facciamo a fare una nuova politica energetica per questo Paese se non abbiamo la consulenza di scienziati nel campo dell'energia, del cambiamento climatico, dell'impatto ambientale, scienziati sociali? Come facciamo ad avere una politica, per esempio, di innovazione in ambito clinico se non abbiamo la consulenza del mondo degli scienziati della vita e del mondo dei medici e dei clinici? Come facciamo ad avere una posizione nel campo della bioetica senza una consulenza fondata di chi produce scienza? Ecco, io penso che tanti errori nel nostro Paese avrebbero potuto essere evitati se davvero avessimo pensato a una politica basata sull'evidenza scientifica, anche sull'evidenza scientifica. Il politico deve prendersi il suo ruolo e la sua responsabilità, ma lo scienziato deve riprendersi il suo ruolo di guida, anche di affermazione critica, che non può essere soltanto una critica sulla quantità di fondi che arrivano all'università. Non basta. Perché, come ho detto all'inizio del mio discorso, prima di tutto i finanziamenti nuovi bisogna meritarseli. Non devono esistere più scandali, non dobbiamo più sentire a problemi anche di malfunzionamento del nostro sistema di reclutamento. Dobbiamo avere un orizzonte e una politica di rilancio della nostra università e dei nostri enti di ricerca. E secondo, dobbiamo essere in grado anche di dire la nostra, di partecipare a questo momento delle riforme. Io quindi qui vi chiedo di prendere in mano la vostra responsabilità. Se non partiamo dalla scuola e dall'università, questo Paese non possiamo ricostruirlo. Credo che i giovani, con il discorso che ci hanno fatto oggi, ci abbiano chiesto anche una responsabilità. Dobbiamo coglierla e dobbiamo dare un orizzonte anche di crescita a questo Paese, e penso che possa venire dai luoghi come questo, dalle città belle come queste, dove si vive l'università tutti i giorni andando a piedi magari, o si possono ascoltare conferenze o si possono elaborare teorie. Quindi io vi ringrazio per la giornata di oggi e vi auguro un buon anno accademico e vi seguirò sempre da lontano. Grazie. Ringrazio il Ministro. Adesso io le consegno ufficialmente il sigillo della nostra università, dove abbiamo anche fatto incidere nel retro la data e ovviamente il suo nome. Grazie. Grazie. Bene, siamo alla conclusione e, come nella nostra tradizione, canteremo il Gaudeamus e con il cappello in testa a segnalare che appunto abbiamo fatto l'inaugurazione accademico. Invito la nostra Elisabetta Cecchinel ad intonare il Gaudeamus. Gaudeamus igitur, Juven estum sumus, Gaudeamus igitur, Juven estum sumus, post iucundam joventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vita nostra brevis est, brevi finietur. Vita nostra brevis est, brevi finietur. Venit mors velociter, rapid nos atrociter, nemini parcetur, nemini parcetur. Viva Academia, vivam professores, viva Academia,
vivam professores, vivam membrum qualibet, vivam membra qualibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Bene, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.